Una verginella non posso trovare, una verginella non posso trovare, solo mi basta che la sei bella e ciombalari la lella e viva l'amor. Solo mi basta che la sei bella e ciombalari la lella e viva l'amor. Nei bassi. Faremo ingordare, prima ragione e dopo iniezione, ciombalari la lella e viva l'amore. Prima ragione e dopo iniezione, ciombalari la lella e viva l'amore. Italiani sono bravi soldati, italiani sono bravi soldati, tutte le notti di sentinella e ciombalari la lella e viva l'amore. Tutte le notti di sentinella e ciombalari la lella e viva l'amore. Casei com uma italiana que veio lá de Turim. A coisa melhorou muito, ficou tudo bom pra mim. Quando nasceu nosso filho, a festa não tinha fim. As violas cantaram uma moda assim. La gigiotta la galbambin, che bellin, che bellin, che bocchin, che nasin, e la gigiotta la galbambin, e la gigiotta la galbambin. Minha italiana é linda, trata muito bem de mim. Ah, bom. Eu tenho que gostar dela, porque ela gosta de mim. Quando chego do trabalho, seus carinhos não têm fim. Pega o menino no colo e juntos cantamos assim. La gigiotta la galbambin, che bellin, che bellin, che bocchin, che nasin, e la gigiotta la galbambin, e la gigiotta la galbambin. Guarda che bel cosino, insomma tutto soppare. Minha italiana me beija e diz que beijo é vazio. Almoço macaronada, polenta com pudim. De novo em nossa casa, a cegonha está pra vir. E nós vai cantar de novo aquela modinha assim. La gigiotta la galbambin, che bellin, che bellin, che bocchin, che nasin, e la gigiotta la galbambin, e la gigiotta la galbambin.
Daqui mais uns 20 anos, se a coisa seguir assim, eu e a minha italiana já temos 20 bambins. Muito mais. E até lá, minha gente, com os anos que estão pra vir, nós vai cantar todo ano aquela modinha assim. La di giotta la galbambi, che belli, che bocchi, che nasi, e la di giotta la galbambi, e la di giotta la galbambi. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
Viveiros Pitol, mudas de Nogueira Pecan com assistência técnica pré e pós-plantio. A Pitol de Antagorda industrializa inúmeros produtos à base de nozes e in natura. Linha de cosméticos a partir de nozes com qualidades garantindo proteção à sua pele. E tenha sabor e saúde em sua mesa com o óleo de nozes Pitol. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Che maraviglia, che allegrezza e che gusto da arrivare a casa vostra in questo martedì sera. Vecchi 2 anni col nostro Filò Italiano, la live del Filò Italiano. Che audiência, che maraviglia. Bate che si casa, che scompartì, che passi avanti, che c'è che mostrate i gruppi alle famiglie, a tutti quanti che la Serafina Correa, a Serra Gaúcha, un piccolo paesello, che si italiani persi, ma chi ha un italiano con una radice fonda, strafonda, fonda e più fonda, sanno ancora te italiano, caro mio? Quasi no altri femo e vene grossa intanto che parliamo. Buonasera i suonatori che dice, qua ci hai visti dei Cassino sugli essaisti a 8 di Indrio per arrivare ancora, Mais o meno così, una volta sì, una volta che metteva tanto. Va bene, mi sono Edgar Locatelli Marostica, le è un piacere tanto grande da arrivare a casa vostra. Ecco, e noi altri siamo della Undese, ecco, Serafina Correa, capitale nazionale del italiano, così da sì. Parliamo italiano perché lo abbiamo imparato della mamma, della nonna, il nonno, ecco, i bisnuni, i tataranoni, tutta la famiglia parla solo in italiano. I c'era mesi analfabeti, ma mi ha insegnato tante cose belle e buone che abbiamo mai desmentegate, vero? E una è la nostra lingua. N'altra, il rispetto con le persone, ecco, tante cose che mi ha insegnato, la educazione, farsi voler bene, guarda di far pulito, guarda di pregare, quante cose buone che mi ha insegnato che le portiamo per tutta quanta la vita. Parlare italiano è quel che mi piace, viene del cuore, perché il cuore te le vene, le una allegria tanto grande. No altri al martedì sera, ma abbiamo anche sorte che viene qui di distante, di Caxias do Sul, per fare un filò meglio ancora, perché quando si parla in filò viene a mente che catarsi, schiaccolare, discorrere, contarsela, ma anche cantare. Cantare perché far filò la cena festa e che diceva una sagra, un momento speciale. Guai Dio quando a mamma diceva stasera viene Beppino e sua famiglia qua a casa a far filò. Pensa quanta contentezza no altri, se no a mamma diceva tu sì, fai presto fare i lavori, dopo un dia al bagno, fai venetti, che dopo stasera andiamo a filò via da zia Maria. Oh, ma allora l'allegria! Allora quando si arrivava la buonasera, passerento, venirento, lei era una festa, là, che era mandolini, che era pignoi, che era sempre qualcosa da mangiare noi, si era sempre pronti per mangiare qualche cosa che veniva davanti, la fame era con noi 24 ore al dì, e quel che veniva davanti, da bere il sovinotto, o qualche altra cosa, sempre disposti.
mi me penso tanto bene, ma mai parlato idea qua del programma dopo quando vi è venuto brutin. Andiamo a parlare del chisuco. Madonna, quando i gai inventato sto chisuco? Ah, non si aveva idea di fare il mosto dei frutti, una volta, perché non dea tempo, i frutti si mangia tutti. Ma bene, siamo qua con tanta allegrezza, ecco, e a parecchiarvi delle frottole di scherzi, del ridere, della cultura, delle sonate, tutto quanto, dentro del nostro filò. Ringraziamo qua a Ivanildo Vanzin, ecco, e al suo gruppo, Sofiola Anderson, suo cousin Ivo, ecco, e viesti là di Caxias, va a animare la nostra serata stasera. Cucagna Scuola dell'Italiano, numeri cardinali italiani, 099 con Vilso Cansi, stasera qua. Progetto Viva Italiano, è il nostro progetto, scommissia martedì che viene, giorno 17, qua a Serafina, proprio così, no? Ecco, avevamo invitai, Valtteri de Serafina, ascolti bene, la Fernanda Taparo, che è segretaria di cultura, avevamo Sergio Massolini, ex sindaco diverse volte, ex vereador e tanto che ha fatto per la nostra cultura italiana. Avevamo Roberto Mauro Arrocche, che desde piccinin, con suo papà, con sua mamma, che sempre stante le vene, la allegrezza di far italiano. Menare avanti l'italiano, mantenere l'italiano, sia le tradizioni, i costumi o anche de che sia te la musica, te le cantate. Ecco, così sì. Allora avremo anche sto Roberto Mauro Rocchi, che è un grande conoscitore di cultura, la peça teatrale è il ritorno, madonna, anche a teatro, che se sì, marti che ne teatro, allora che ne gli attori che le maestro Ferro, Trevisan, la Stella Nodari e anche la Bettigna, mia sorella, loro fanno una peça di teatro. Dopo andiamo tutti quanti là, convidate il Grande Bicco, la pizzeria Grande Bicco riceve tutti quanti là, allora martedì che viene giorno 17, giorno 24 di maio andiamo a Nova Alvorada, sì, filò là, giorno 31 di maio Villa Flores, un strucco naso a Brandalise, la segretaria di turismo, l'amica, a tutti quanti loro là un struconasso, no? Ecco, e 7 di giugno a Veranopolis, terra da longevidade, a terra di Valdir Anzolin, ecco, la Gigliotta la Gambabin, e la di chi che ha Gigliotta Gambabin? È italiana, ma lui l'ha gravata. È uno dei primi a gravarla. Perché la una parte in portoghese, ma se una sonata su... La Z adesso mi ho pensato, la Z di San Paolo, italiani di San Paolo l'ha fatta. Ah va? Dupla sertaneja di San Paolo. Occhio. E Valdir Anzolin la gara è gravata. Dopo tutti la canta quasi. Maraviglia, così sì. Abbiamo detto che andiamo a Grande Bicco è una pizzeria. Anderson, e di che te vuol menare a Tomorosa a Serafina Correa, bisogna che te conosci la pizzeria Grande Bicco, capito? Tutti i turisti, tutti quelli che passano per Serafina, bisogna che conosce questa pizzeria. Ambiente grande, adeguato, familiare, di più di 60 gusti e sorte di pizze e tante altre cose. L'Everto del martedì al sabato. Marti fin al sabato con te l'entrega tutto quanto struconasso a Beto, ecco Chiarello, Ciarello, la Elisa, Casemagon, Afonso e Caetano e tutta quanta la sua equipe. Che avevamo la Dirnet, provedore di accesso internet in tecnologia fibra ottica, Migi Plus che fa tutta quanta la ragione, supplementi e mangiare per le bestie belle e sane, proprio così. Botta super leve Baspan il meglio stival che sta in tel Brasil, un spettacolo, Polivalente, o supermercado che tem o conceito de ser um mercado da família, che è de Santa Rosa, e qua a Serafina Correga abbiamo il mercato Vittoria. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinha, ciò, guardate qua, che spettacolo, Questo è uno dei quasi 100 prodotti di Affante de Flores da Cunha, vodka Raisca, attaccati per tutti i cantoni, costo-beneficio, buonissima, ti fai una caipira, poi bevi con giasso, ecco, così sì. Abbiamo anche a rete di Postos Buffon, abbastessi qua, di più di 90 posti di combustibile del Rio Grande Sul Santa Catarina, 3 a Serafina Correa e un che non gacciave, verto 24 ore al dì tutto l'anno. Pian Alimentos sono parcan gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. I toccan, i togati e i topessi bisogna che mangia questa ragione qua, che ha di pura qualità, buonissima, ecco. Abbiamo anche supermercato Marin, o supermercato de Guaporé, che è patrocinador da live do governo estaduale.
Paludo Modi e Stilo, questa impresa qua, una rede di loje, ecco, compra e revende tendência della moda, outono e inverno adesso per star esplosioni. Un saluto a Camilo, tutta quanta la sua equipe, suoi collaboratori, le vendedore, ecco, attendente, 15% di sconto in tutti i settori, capio? Ecco, anche te puoi parcelare in 10 volte, nuova collezione outono-inverno Paludo, sua moda, seu estilo, patrocinadori fortissimi, qua con altri. Un saluto a famiglia Pitol, a empresa, produtos, pontos de venda, saiba mais nas redes sociais, agora com ponto turístico. Depois te puoi dare a mangiare i pesci, degustar le nose e i suoi prodotti derivati dalle nose, passeare col pedalino rento del lago, divertirsi con i balanzi, te puoi chiappare il tuki-tuki e andare via per mezzo del pomar. Infatti là te sei a casa, te passi una giornata fantastica. Qua sono devo parlare di Antagorda, sono devo parlare di Pitol. Abbiamo anche Ortodontic, que é a maior rede de aparelhos dentários do Brasil. Venha sorrir com a gente em Marau 9680 2923. JMF Conexões 100% latão desde 1994, fabricando soluções com qualidade, segurança e agilidade. A família Fedato, un sulconasso. Abbiamo anche de parlar qua de a Cooperlate, fortissima con altri. Una cooperativa serafinense, Valti non sapeva neanche e l'orgoglio che noi abbiamo di avere questa cooperativa che 15, 16 e 17 di giugno fa la Expo Cooperlate, una Expo bellissima, e Valti che si da regione può di passarvela qua a Serafina Correa. Che abbiamo Casa Prima Commercio Elettronico, non parliamo niente adesso, Anderson parlerà lui, qua de Nascianta. Trudel implementos rodoviarios a 8 anni in mercato, però i idealizzatori lavora a più di 20 anni. Capito il discorso? Proprio così. www.trudel.com.br de Veranópolis. Ben, mettiamo dentro o Brutin. Deckel è il Brutin, logo perso e logo perso. Oppa! Buonasera caro mio, come Buonasera, stai? mi stai bene te? Bene, anche a me, grazie a Dio. Bene e bello. Bene, sì. Siamo bene? Sì, Bene. no, bene. Aspetta un pochettino. Sì. A tua camera? Giusiel, Qual è la sua? A 8? Mi pare A 8 c'è che ha là, eh? Ah, è questa. C'è che ha lì. Com'è Vai, che vai. è? Fa che... No. Oi? Oi. Oi? Oi. Beto Pinzetta, un struccone a lui. E Beto deve stare al 30 o per ahí? Lui mi ha mandato due indirizzi là. Due indirizzi, due residenze. Esatto, Biscioveio. Biscioveio, così E sì. noi che mandiamo struccone a tutti, quelli che devo guardare. Marco Marsaro, vieni Marco! Tirati avanti Marco. Marco le via che il fraccado. Ah, con due man. Con due mani. Con due man, vieni Marco! No, è là concentrato. Ah, sì, scrive dove città che nella muccia. Che tu che conoscesti mia sorella anche stasera? Oppa. Una delle tre, Sì, la mega mostrare tre sorelle, che c'era tre sorelle. Ma tutte e tre? Non stai a parlare, che mica ho tre sorelle. E mi nome dico. Anche a te. Tre ma sorelle. tutte e tre di amor, ma tutte e tre di amor. Va, maraviglia. Ascolta, che è Barcellette stasera? Ma che ne è claro? Guarda, ti dico che mi vede per tutti i cantoni di questo Ma che Brasile. ne tanti. Di qua in cantina. Spariamo per il mondo. tipo- Come a menarmi? Sì, cioè, Una volta piantarmi tipo un miracolo. Vio, che era i tre- Saimo, ti saimo di qua da cantina, guarda, cioè qua in cantina, tipo Paraná, Santa Catarina, per fuori. Mato Grosso, Nuova Mutu. Rento te case de famiglie. Ma che bellezza, Maraviglia, spettacolo, così sì. Con licenza che veniamo rento. Permesso. Permesso. Proprio, sì. Guarda qua, come una volta in dia piantarmiglio con scioppo, ne? Dopo che l'era Con scioppo? Sì, di piantarlo con scioppo e tirarlo dopo con l'asso. Ah, va! Sapete mia che una volta Ma hai sentito di mi so che si piante con spuncione. E con la macchinetta dopo con la sara Sì, qua. sarà qua. Sara Tac, qua. tac, puff, tac, tac, puff. E allora?
Giusto proprio. Qua a Paerive, e che dice che eles moram là na Serra Gaúcha, lá tem terra dobrada. Dobrada. È proprio dobrada. Terra dobrada, e monti qua, monti. no? Non tem nada di terra dobrada, è monti. Ma che voli monti anche. Che voli monti. Una frotola sai o no? Sai. Vediamo. Mansa pesata. Sì, mansetta per scominciare, dopo, dopo famo coraio. Quelle che la volta è detta una sporca e pesata. Ulgo dita semmat, ma mi la conto stessa il Ma signor. elefante le cascate al baro. Sporca e pesata. Pesata. Ma un'altra allora. Un'altra. Guarda qua, allora che era un casale e lui era camionero. Sì. Lì in volta col camion. E aveva un tosetto che andava a scuola. Sì, ciao. Veniva a casa 15, 20 di il camion. E la mattina lui andava a scuola il tosetto e da Dio a scuola che passavano a strada che era un matesino. Sì. E là guardavo così da strada e c'ho l'auto del pai quell'auto, va dove? Mia quel camion, quell'auto. C'ho il vadrio che spiare da via Rento il matto. Guardate a guardare, sta quieto. Dato a casa e mi dice, mamma, il pupà. Il pupà dice le belle che sa isto. Ma go una de contarti, mamma, che te sapessi del pupà. Magari l'ho fatto che mi era andata alla scuola, sentì un barullo di auto che veniva così, a guardare era il pupà e la tia Giane. La tia Giane. Ma ali fa che? E ne ti via in mezzo al matto e mi sono da spiare. E gade smonta, e la che ha cavato la camicia del pai. Il pai che ha cavato la blusa della. Madonna. E dopo si è gattato un baso, mamma. Che tal? Calma. Piano. Sta quieto. Stasera che viene in casa il pai, che stasera viene in casa, va via viaggiare domani. Ti te la conti ora che siamo di mangiare. Che allora? Allora che Sì, lo ciappiamo. La sera arriva a casa, papà, Dio mangiare, tal. La mamma dice, nene, conta la storietta in cui te devo contarmi in cui le mesdì. Sì, mamma, allora, era la via, se la scuola, avanti in Rento a scuola, vedo il pupà che viene con l'auto. Sì, ciao. E mi sono dato drioghe e lui andava via in mezzo al matto, lui la tia Giane. La tia Giane è pupà il vardio. E gali fatto che? Hai si ha cavato la roba e tal, e dopo hai fatto che? E ha fatto ben come a mamma fa quando il pai andava in volta col tio Bill. Che tu visto? Te goccia Ascolta, ma allora ascolta che era un cristiano che pianta via una beata di una ciuca, ecco, e le andava su un palanco, ciuco su un palanco di luce. Che sai che è, che nei primi figli bassa tensione, sì. Dopo che nei quei più alti lassù, che quei pericolosi. No? E alta tensione. C'ho allora su, quando è arrivato di solo dei figli, bassa. E se che tira là, se che tegnesto, perché c'ho gas cominciato a chiamare gente sotto, gente per tutti i cantoni. Lui sapeva cosa fare, chiama il prete. Allora vieni su, no, mi vuoi coparme, me copo, me sfenisso. Pien. Ma pien fin e rece, ciuco no. Allora là del nasciante che ha detto, perché te vuol coparte? Ha detto, vuoi coparmi perché la Madonna mi ha tradito, vuoi coparmi, me copo, me sfenisco. No, per amor di Dio, facciamo che la donna. Allora va a chiamare che la donna. Viene la donna là e dice, guarda, bisogna che te lo calmi, che ti dici qualcosa, che allora lui viene su. E la levegnesta così, ha detto, ciao, brutto stupidon, vieni dove lì, che mi ti comprare su un paro di corni, non un paro di ale. No, calma. Allora là comincia a piangere e l'è andata via. Pedo ancora a piangere. Finio. E allora che era polizia, che era il corpo di bomberi, che ha domandato lì, ghetto bevesto perché? Perché te si corno? No, sto bevesto perché è liquido. Allora vieni su di lì, no, me copo, me sfenizio, allora te quella va su una scala per dedrio, e lo ciapa e lo, de sorpresa, e lo tira su.
Allora lo tira su, tutta una maraviglia, tira su là, nasciando un vuco, gente che va, gente che viene, tira a me, e lui con la stanza sì, arriva il capitano del corpo del bombero, no? Che arriva là e ha detto, scusa, ma a final de conta, quem tu é? Eu disse, o seu guarda está brincando comigo? Não lembra? Eu sou o cara que estava lá em cima do poste. Qui che c'era la sua diga. No, mettiti a... Con tu che le mia faccia. È mia faccia. Mi vedo quando che mi imbriavo. Oh, Dobbiamo buon capirmi. sì, ciao, mi mando un saluto a Matteo Fochesato. Eccolo ora. Là di Veranópolis, ora dia e notte come una bestia. Lui e sua famiglia che ascoltano il programma, sono patrocinador di Veranópolis, ora con macchine draga, trattor di stera, camioni caçamba, fa un mestieramento là. Terraplanagem. Sì, fa tutto che mestiere lì. Pareia via Monti. Sì, ciao, sbassa monti e levanta busi. Cagnate, proprio così. Un strucconasso a lui. E un struccon a tutta l'equipe del supermercato polivalente che tem o conceito de ser o mercado da família de Santa Rosa e qua Serafina è il mercado Vittoria. Va bene? Posso andare bandi suonadori? Vai là di qui di Cassia, Gadita. Sì, ciò, il femo suonare stasera. E dire suonare che mi Cassia, Gadita. Ora, Cassia che grande. Sì, ciò, Maria Santa, Maria che Vergine. sei gran tanto. Va bene. Valeu. Tessé, Abrutin, E che? quanti cestoni che vuol per mettere cassia dentro? Conforme il sesto. Un solo, né? Grande. Grande sì, se la metà di Cassia due. È mia bauco, buonasera. Buonasera. Bene a te. Tutti sani? Tutti sani. Anderson, allora siamo conoscesti? Ecco. Adesso sì. Maraviglia, mi vedi io che sono qua con 3 suonatori, cantanti, allegri, Ma Livanildo, che figuraça ti ha? Ah, avuto che, femo quel che podemos, dice che A vita bisogna aproveitarla, sì o no? Sì, non adianta. La vita è bella. Solo lavorare non adianta. Solo lavorare, bien pilarente qua, tocca Ivo. anche Qua. divertirsi un po'. Come insieme con Anderson, ho avuto parlare, te parli bene italiano, Anderson? Parlo più, capisci? Capisci Tutto, ma Mais ou menos. Mais ou menos. Sì, cioè, mi è facile a Caxias do Sul, diariamente tu che parli in brasiliano. Uma vez em quando? Parlemo Sim. também Mas, Laura, italiano. vamos falar do Anderson. O que o Anderson faz? E vamos falar da Casa Prima, Prima Casa. Como que é essa história aí? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, buonasera a tutti, né? Ei, Oh, maravilha. buonasera, maravilha, cosita. É um prazer estar aqui primeiro. Ecco, grazie, altro tanto. Então a gente patrocina o programa com grande honra Opa. de fazer parte da família aí. E faz alguns meses que a gente vem conversando e não se conhecia, então agora a gente se conheceu pessoalmente. Isto. Então a história da Casa Prima e a Prima Casa é porque a Prima Casa é a primeira. Certo? Prima Casa, a primeira casa. A prima. Ela é a prima casa e é a primeira casa. Então é a loja, nós temos uma loja lá em Caxias, que é ferragens e materiais para construção. E aí dessa loja surgiu uma ideia de vender produtos na internet. Um e-commerce? Um e-commerce. Certo. Vender na internet, site próprio e outros sites, né? Então da Prima Casa surgiu a Casa Prima. Fizemos a Casa Prima. Invertemos o nome. Certo. Quando puxa um, acha outro. Quando puxa o outro, acha um. Eco. E quando queremos se esconder, sempre esbalhar, porque não adianta. Sempre vai chapar. Muito bem. Então, hoje a gente patrocina o programa com a Casa Prima. A gente, se eu puder fazer um marketing... Mas é lógico. A gente vende produtos para casa e construção, tudo para casa e construção. Reforma, reparos hidráulicos, ferramentas elétricas, potes para casa, potes para geladeira, para dona de casa, para pedreiro, para pintor, para tudo, para tudo. A gente tem mais de 6 mil itens em nosso leque hoje. Então Mais de 6 mil mais itens. de 6 mil itens diferentes anunciados em nosso site e plataformas aí na internet. Como é que é o site? O site hoje é www.casaprima.com.br. Muito bem. Aí tu vai acessar lá, ele vai te redirecionar para as plataformas que a gente vende. Então a gente trabalha com Mercado Livre, com Shopee, com Magazine Luiza, com Shoptime, com Lojas Americanas, com Ponto Frio, Extra, Casas Bahia, todos esses sites a gente trabalha. E só que tem um detalhe que nós já vamos deixar pré-dito aqui, Certo. dito, mas numa pré-informação, que a Casa Prima vai mudar de nome. Opa! A Casa Prima vai virar Vanza Shop agora. Vanza. Vanza de vanzinho. Bicho Temos velho. um trio vanzinho aqui. Vanza Shopping. Vai ser Vanza Shop.
Então a gente vai mudar e já tá o site da Vanza Shop, já tá no ar também. Muito bom. Que é www.vanzashop.com.br. Se quiser acessar também, esse já está com os produtos listados. O Vanza Shop já tem os produtos listados e o Casa Prima redireciona. Mas aí quando a gente mudar, nós vamos atualizar aqui no programa também, a gente avisa, vai. Mas então é basicamente isso. Rangiar, reformar, Isso. eletrificar, encanar, pintar, tudo quel que ocorre, né? Tudo. Anderson, E tendo dinheiro, compra bastante dinheiro, muito, e não tendo dinheiro, não precisa comprar nada. Anderson, E não precisa nem puxar o dinheiro da carteira se não Ah, comprar. não. Compra, compra pelo Viu, cartão. Anderson? Compra pelo cartão, por boleto bancário, Pix, dá para escolher. Certo. Posso falar alguma coisa? Pode. Tá, la prima casa tu tem que fazer uma propaganda que é certa. Quem compra na prima casa é a primeira casa que ele faz, mas depois vai ser muitas. Muitas, porque claro. tem muita sorte comprar pela prima casa. Com E vai ter certeza. mais depois. Inclusive, estamos em novo endereço. Na verdade, nova loja. Atravessamos a rua, fizemos uma loja com mais de 2.000 metros quadrados de área. Opa. Na esquina, lá em Caxias do Sul também, na loja física. Muito bem. E os clientes são mais clientes da onde? Hoje, na internet, a região sudeste é a que mais vende. São Paulo para baixo, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, só. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, domina. Mas vende bastante Bahia, vende bastante Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Então Brasil já inteiro. A gente despacha para todo o Brasil. Consolidou a confiança da entrega. Isso aí. Porque hoje em dia a quase 4 anos internet- já que a gente já está A consolidado. internet aí é no isso, né? mercado. É isso A aí. casa prima entrega. né? Entrega. Com Entrega. certeza absoluta. Muito e bem. se der qualquer problema, ela assume a bronca e não tem mistério. Não tem mistério. Não. Que maravilha. Não. Cocita-se. É assim. Ecco. E aproveitando o microfone, eu vou Dai. mandar um abraço. Vou Isto! mandar um abraço para os amigos que estão assistindo e um beijo especial para minha amorosa, né? Ma querida, gala nome che? Letícia Pan. A Zepan. Dopo vivo casa, ela me espeta com a escúria. Ah, sì, ecco, anche che ne pan. De Pan. anche Nova vinho. Padua. Nova Anche Padua. vinho. De Nova Padua. Nova Padua. Nova Padua. Nova Padua. Ecco, Então, Nova deixar um beijo para ela, porque senão Sì, John, dopo me te espeta com a casa. escúria e dopo... Sì. E um E a abraço para os Fátima. amigos. E uns abraços para os amigos. Manda um pro meu abraço pra pai, mãe, a mãe. Para minha mãe, para o meu pai que está aqui comigo me acompanhando. Certo. Sempre junto. E Fradei, Para teu minha irmão. mãe, para o meu irmão, o Leonardo, que está em casa assistindo. O meu irmão Leandro, que está na Itália assistindo. Direto da Toscana, na Itália, assistindo nós. Meu irmão mais velho, o Leandro. Ele Minha mora- cunhada, tá Luísa, passeando lá? Tá morando lá. Morando? Isso. E meus 2 sobrinhos, o Vicente e o Valentim. Mas, ó, Vicente Valentim. Cocita-se. C'ho quase... Pro Mateu, meu afilhado. Quase, E pra Alana, minha cunhada. Maravilha. Quase 800 telefonini in Takai adesso. Che meraviglia, ciò. Che Visto, bellezza. Isso che siamo meio- No, è il cappello. Ô, Tibin, ma sai sento- la storia do Tibin? Ma in Codenovo? Delle volte la Ma se a me come smentegata fin lì? Ma di repente, vedremo. Sì. Isso que é uma fatia merda bruta, né? No, ma quello non vuol dire. Mas Sim. tem bastante gente vendo pra fatia que quer. O Costinha falou, eu ter nascido feio foi um dom. Mas, È vero. No, la gente non guarda si belsi brutto, non vuol dire. Lui ha una storietta di Ivo, qua dopo si presenta, di un bello e di un furbo. Di un Ah, brutto, bello, dopo. Ah, Dopo, sì, lo eh? racconta, né? Bem. Beleza, Anderson? Beleza. Allora sonemo, cantemo, se appassemo, stasera bevemo, manhemo. manhemo e Sì, bebemo sì, e- se accontemo stasera, vedrai che live. Demo fine 10, fin Finché finimo. che finimo. Il cachê é para ora, né? Le parole. Quanto No, mais ma que qua caro da Dio. cantemo di picciapemo. O Vanzin, parla ti adesso. Allora, mi sol, buonasera, un gran piacere di essere qua un'altra volta, né? E se Dio vuole, la mia la ultima, che sarà ancora quante, e anche a me mandare per me la mia donna, la Marilise, perché Sì, era perché c'ho la sennò- tende la loja là. E a mamma. E a mia madre, la Teresinha Panosso Vanzin. Panosso, lá de Nova Roma. De Nova Roma. É, Ma ela quando é arriviamo sorella- qua, dopo chiamiamo quelli di Nova Roma. Sorella di Gioan Panosso lá, perché ele è morto, perché Sorella di storiador. Gioan Panosso. Mia madre. Gioan Panosso me volea bem e Miguel volea bem a Lu. É só um espetáculo. O pai é sempre assim, bem alegre, bem extrovertido, bem Ele é pior que assim. agradável. Agora ele tá pior, tranquilo. Tá. Adesso il Desce settegno un fermo, poco. desce é fermo. Il settegno un poco, né? Uma figuraça, cara, um artista nato, não é? Bem cosita, maravilha. Sona, canta, conta frótole. Buzie, Então, não tem como não ter clientes quando um ser humano desses aqui, né? É agradável, Aí né? depois tem café, tem chimarrão, tem Ah, bom. chás, piada, biscoito, bolacha. É uma festa.
Que maravilha! Bom, terça-feira que vem iniciam as lives do projeto que vocês estão patrocinando. Muito obrigado, Mas é uma honra. Anderson, obrigado mesmo, tá? Em nome da Stephen Produções, em nome de toda a nossa equipe, né? Que foi bacana vocês terem aprovado esse projeto, porque assim a gente consegue sair daqui e fazer lives em 12 municípios, inclusive Nova Roma do Sul. Sì, chissà che non si catemo là. Sì, che pensiamo come fa. che pensiamo Ivo solo. Vanzin, buonasera Ivo. Buonasera. Ecco, come stai tutti? Mi sto bene, ti. Sì, no, mi sto Finché sempre dura, bene. mai paura. Ecco, sì, così. Parlami di Nova Roma, che città mi- italiani là, eh? Mi sono di Cascia, 2 Nova Roma. Madonna, no, 800 stasera, che? E tutti in casa stasera, no? E allora là mi sono stato Cascia 40 anni che sono Cascia d'estate. Ah, qua. Ma ho tenuto le terre là in Nova Roma. Sì, da mia di smentegarsi della sì, tradizione. delle radici delle profonde, radici, sto. E allora siamo qua stasera, inizi 2 volte lui mi ha detto vieni con me qualche colpo. Cosita, si può imparare a strada. Mi ha toccato in denunziarmi sopra che il memene. t'ho Non voleva. visto, Ma adesso ho detto che un'altra volta. No, non- adesso vieni. Adesso vieni. Mandiamo un saluto a quelli di Nova Roma. Sì. Mando un saluto là a Douglas, il prefetto. A Douglas Pasuc, Biscioveu, Roberto, Pasuc, che è il vice. Bettola e fratello di Moacir, da che De siamo Moacir, là. Allora un esattamente. saluto anche a Moacir, Agro le- Roma. O Moacir, bisogna che torni a patrocinare. Bisogna qualche. Con certeza. O Moacir, muovete fuori, ma fuori che soldi lì. Non ti giutiamo, ma lì fuori. Sì. Ma lui che è più buon finire su. E dopo quando piove così i pensieri perché si bagna e si fa moffa. Resta Quando più recebi- disgustati, resta seri quando è nato. Quando recebi a proposta o contato para patrocinar, eu assim, mas na hora, porque o dinheiro ia mofar embaixo do colchão lá em casa. Guarda, mi Eu do la tinha que forca. rastelar. Aí que olha ali, ó. Eu tinha que rastelar com a forca. Ecco la forca, mi tocca smissiare Sì. con la forca. Sì, perché guadagnarli è facile, ma mangiarli fuori non è mia depois vem facile. os ratos, vem o mufa, vem Sì, tudo em cioè, cima. i simisi, mestieramente, no, per amor i di pizzetti Dio. quei che trasse. Com'è che si trasse in italiano? Che mangia roba? Tarme. Tarme, qua che sei dizionari ambulanti qua, le tarme, le cappe di roba di cavai una volta, mangiava via di tarme, sì, cioè. I Ma allora, pellegrini. pellegrini, mandiamo un saluto anche a famiglia Tessaro, chi è forte Il Nico là. Tessaro. Favarino. o Proprio. La Raul. Treviso, Ivo, la Treviso. Ah, sì, è in Nova comunità Treviso? Manda allora. A Tia. A tia Rita, storale del mio mare. a Ivete. A Ivete, a Rita. A Tony del Capello. Tony Tosetto. Dopo fa il Tony del cappello. Dopo ti cantiamo a musica, Tony. E l'Audila, bisogna che tigni da conto, Tony, l'Audila. Sto qua è il re del miel, guarda, più di 500 casse d'ave, giuro. Ah, sì? E le lavora per niente. Domingo è feriato, non occorre pagare NPS, niente. Ah, ti vedi intanto che te dormi? Isto, L'ora e la ora. Finché le qua e le là che... No, adesso è dorme. Adesso dorme, No, ma ma di amico- mattina leva su, ma amico- fa una ginnastica, No, ma amico- 2-3 chilometri cada una. Un tipo di ave adesso go cruzare con i vagalume. E allora adesso loro anche di notte. Arco Dio! Pian, vatti che si casa. Qui Ma- vagalume di notte. guarda, mi cato che ti che è sbagliato a parlare. Perché adesso che altri casa chi ha anche loro ave, I fan li fa anche calori. loro. Ma mi sono sempre stato così lì. Quel che so mi insegno a tutti. Ah, buon, allora non voglio. Vatti che si perché- casa, se via ave, se le parlè con cuse me. con le lusarole. Le lavora No, di vagalume. notte. L'usarole, vagalume in italiano. Giusto. È l'usarole, è vagalume. Che non è quel che le grandi che tec, ti volti di schiena in dolo, taff, te salta in su. Che va sempre che farò in taccai 24 ore al dì quella, no? Qui là grandi, che loro Quei grandi. gli va con un baldetto. Cruza coa ava la ora di notte. Gli va con un baldetto cada sata. Ah, Allora sì, fa tanto miele. Te vedi? Maraviglia, così. Ciao gli ebrei, Ma E vuoi mandare allora un abbraccio A chi? A tua femmina, a me tu donna. femmina, Elenita, legata femmina. Elenita, i miei figli, Oh, e Lidia. Elenita, vai ok, gli è sani e salvi. Ah. Il cognome da tua donna.
Escarmin, Scarmin. de Flores da Cunha. Fiore de no a Trento. De Travesson a Scioli. Ah, Travesson. Una volta che eri Travesson, ancora che è. No, ma viene. Del Curusù, Asioli. Se ciappi il Travesson ti viene dote, viene dritto alla casa. Chi ancora? I fioi? I fiori, Quanti Angelo, fioi ghetto? 3 fiori. 3. Un inclusive te lo conosci, Andrea Vanzin, Andrea Vanzin. Ben, ecco. che ha la fabbrica di polverizzatori là in San Vito. Maraviglia. Curioso, ti sei Sì, andato là. sono andato là. Ma Non vorrei toccarla. Va bene. Ma è una fabbrica con successo, tanto Con successo. Allora, Ma- fabbrica di pulverizzatori. Polverizzatori. Maraviglia. Così. Che quando abbiamo Allora, famo propaganda. Sì, Com'è che è il abbiamo- nome da impresa? era Pulvimaci, quando abbiamo cominciato Ah? mi veniva qua Arvoresina, Qua a Regione, qua. Itapuca, per tutti i cantoni venderle, Valvorada, Sì. una dei 5 litri, adesso il fa di 2000 litri. Oppa! Che fatti i trattori, allora? È di 20, di 200, Fa il futti anche. sì, di 300, di 400, 600, 1200. Maraviglia. Allora, Allora che mando un abbraccio a Andrea, a Diane, Claro, a Junior outro e Menetinho patrocinador. che le mi passò uno zap agora l'indirizzo per venire Serafina Correa, perché sti qua è mio tanto furbi, ma dopo conta storia no, ma di cattivo, Divanildo. Ma vivo, il problema è la serrazione, Blina. Ah, sì, è. Sì, sì, Ma- sì. Ma Essa qualche settimana- cosa dormimo qua. Essa O se no settimana- neanche dormimo, stiamo intaccati tutta sera. Essa semana Letizia mi mandò comprare pão, cheguei em casa com cerveja, não enxergava nada da neblina. Neblina. Mi perdi. Dopo conto la storia di Divanildo. Conto la storia Dopo, di Divanildo quando è andato a cresmarsi. Ah, sì, eh? Adesso pare o Ma Gamondà. è tempo per... Sì, Ma Versiamo la serata con musica, quei casi voi abbiamo una sono. baseletta curta o no? Cortina vai. Vedi. No, che non era a parlare in andare in cerca, una volta uno che aveva un mul bianco. E allora c'ho lui che voleva bene, dopo lo che insegnare, fia tutto quel che lui che comandava al mul fea. Finché dopo sto mul, si è perso. È scappato, non so se lo ha portato via, che? Sì. E allora lui in cerca di sto mul, e non più catarlo, ma lui voleva mia morire senza cattare il mul. Finché un dì era distante non so quanti chilometri da casa, e l'era davanti un hotel. Allora ho detto, era scuro ormai. Buon, ho detto, adesso mi vado rento che l'hotel è sconto e mi butto sotto un quarto della cama. Nessuno mi vede là. Sì. E allora si è buttato, si è sconto là. Ma so che era un quarto di lua di mel. Onde che c'era i noivi che là passare la prima notte. Sì, ciao. E allora te quella, lui buttato sotto, riva là i noivi, ciò. E allora la noiva con le nata a rento, lui si è sentata a cama. E ella c'ho la sega pelata tutta nuda. Nuda, cavato a roba. E lui in cerca del mul bianco. E Sì. lui dopo il giorno di Rio va ancora in cerca del mul bianco. Ma l'era sotto letto. E l'era sotto letto. In te quella, ella si cavò tutta nuda e lui ha detto, adesso sì che ho visto il mondo intero. Salta fuori che è andato da sotto. E allora te che hai visto anche il mio mul bianco, gli ha detto. Hai visto il mondo intero che c'è il mul bianco là. Fermo qua la Paverder. Questa adesso sta qua, lei è un grande amico che lo conosco mia, lei è Nils Siglioli. De qua, de due da dentro. asiati. E allora a te che comanda un link lì, vuol dire che devi ascoltare. Sì. La musica che lui ha fatto con Jacir Grando, No. Jacir Grando in cerca dei toni del cappello. Ora gli mandiamo un saluto a Nilso Siglioli, lui è maestro qua e scrive lettere, canta, Sì, anche lui fa che non cultura gravava italiana diverse. e Jacir Grando là de Erescin. Che non gravava diverse sue, ma il toni del cappello mi piace. Ti capi adesso questa? Togli il cappello, vai! Bella tosa arriva alla casa, mega dito che toso bel, e la voleva sapere, a non vestire a toni del cappello. Mi la guardata bene, mega trema fino al porto, se la stesse qua con me, tante robe mette a posto, la sera una bella tosa, magretta e colpo bel, e la voleva sapere, andò vestire a toni del cappello.
è arrivata fin la casa con Fucchetta 87, mi voleva il suo Fucchetta dar morose e far festa. Mega mostra un ritratto di un uomo meso careca, ho detto questo è il tono, demola che l'ultima aspetta, ma era una bella tosa, magretta e corpo bello, e la voleva sapere a dove stia Tony del Cappello. Presto lo catemos! Allora amico ho detto al Tony, la vuol parlare con te, siamo andati rento casa, sega sentata da renti a me. Tony fatto il simaro, la voleva mangiare pipò, bevesto il vin del ciodo, mandolini di mezzanotte, la sera una bella tosa, con vestito tanto bello, mi goccia painte il sonno e ella in letto con Tony del Cappello. Che ciavada! Darmi qui. Che spettacolo, Tony del Cappello e Beppi di Abareta, proprio così. Va bene, così sì, un struconasso a tutti gli altri che si casa, che si devono accompagnare, devono scompartire il nostro filò italiano, che spettacolo, che meraviglia. Se volete che noi andiamo te l'incontro delle famiglie, te il filò, te le feste italiane, chiameme 549 9909 5476, proprio così, 9909 5476 se il mio contatto, va bene? Ecco, anche volevo dire che noi possiamo annunziare qua le vostre feste, le vostre sagre, che vi con la intenzione di divulgare la lingua, la cultura italiana. Così, ecco, un invito. Giulio Posenato, un struconasso a lume, che ha detto, guarda che gavaremo la corona in tel italiano. Ascolti altri, corona in tel italiano. Devo pregare il rosario, la corona in italiano, dentro di pochi giorni che faremo per mandare a tutti per pregare in italiano. Devo pregare insieme, Igreja Menino Deus de Porto Alegre, dia 21 di maio. Ecco, às 17h30. Mi vi mando tutto quel che occorre là. Giulio, un struconasso a te, a Juvenal dal Castel, presidente della Sodita, a Valti, sì, capi che porti avanti la nostra maniera giusta da parlare. Ecco, e anche da scrivere, e a tutti quei che ne tanti che porta avanti questa parte forte di salvaguardare il nostro italiano, perché quei che viene adesso, chi vuole imparare, pur che impare giusto, tanto scrivere come anche per parlare. Va bene? Ascolta, noi che abbiamo adesso, De Franco Saccardo, è un amico nostro, che è di noi a Trento, qua di Flores da Cunha, ma lui è venuto dall'Italia. Ecco, e il mega fatto un video con suo parona sopra il Pisacan, i radici Pisacan. Devo vedere che bellissimo che è. Vai là. Stasera, prima che vada sotto il sole, andiamo a Pisacan, guarda qua quanti che ne ma guarda solo che bei. Fammi vedere, vediamo versi a borsa.
Guarda quanti pissacan, guarda solo. Ah, niente, adesso qua sposa non muove a pitoli su. Guarda che roba. Niente, ha sbagliato sto colpo. Guarda che ne mi cerca. Eccoli, guarda. Guarda che meraviglia. Guarda solo che meraviglia. E guarda che roba qua. Finché so vado, tireremo su i pissacan. Ecco cari amici del filo italiano, siamo qua a casa di Patrizia e siamo qua perché l'avevi vista prima che togliere su i pissacan e adesso era da metterli a posto. Ma allora Patrizia, contane, adesso ti sei qua in Brasile a Flores, ma sto lavoro qua ti piaceva farlo anche in Veneto, là in Italia? Oh, buonasera. Sì, guarda, mi era da quando che ero piccola che mia mamma mi portava sempre a torsù i pissacan, proprio da quando che ero piccoletta. E qua il manco male go catà e quando che vo camminare avvardo sempre seguinè. E allora ieri siamo andati a camminare, ho visto che in c'era un pucchi, ora ho avuto domande sera, andiamo subito a torli su. Ecco che stasera ti sei andato lì su, prima che vada su il sole, come che abbiamo visto, e adesso cosa si dovrebbe fare? Ecco, adesso so curarli, adesso un pochino alla volta, adesso pian pianino, i bei, i piccoli, i freschi ancora, sì che i bei, adesso so curarli, dopo li metto in bagno e dopo li lavo e domani cosino. Sì che domani mangiamo pissacan? Sì. Ecco, ma là in Veneto come si chiama questi? Pissacan, come qua. Come qua insomma, Sì, qua. la portata fin qua insomma la parola, sì. La mia cambiava arrivando qua in Brasile. Ciao, ma dimmi, ma ti sento perché si chiama pissacan? Mi credo che sia perché c'è tanto diuretici, chi va a fare tanto in bagno. Diuretici. Go capire che chiama pissacan perché ti fa pissare come un can. Penso, non so di preciso. Ecco lì. Ciao, ma adesso ti si arriva dall'Italia, ma come sai che si chiama in italiano questa verdura? E pissacan, come si chiama in lingua italiana? In lingua italiana si chiama tarassaco o tarassaco. Go capio. Ecco però, abbiamo da ricordarsi che è una tradizione dei nostri veci e anche la Patrizia l'ha ancora nel sangue, che quando che avete pissacan vi invoglia a torre il corteo, impienare un po' di sport e dopo portarli a casa, curarli come che si devo farli adesso e domani mangiamo pissacan, guarda qua che bei. Va bene Patrizia, ho voluto salutare tutti gli amici del filo italiano. Ecco, vi saluto tutti, è un piacere di avervi conoscesti. E vi mando un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao Franco, alla Patrizia, che meraviglia, che spettacolo, sora i pissacan. Quanto mangiare pissacan, bassiate così, piene di radici, con seule, ecco, con unto, perché dopo che rostia io mi penso a me non... Che che? Ti sentivo parlare di pissacan, al giri che non mangia massa. Te pissi su per Tocca tutto. pissare su, due bottiglie. E allora c'aveva la padella così con l'onto della bagna e per sora così andava attorno. Sì o no? Insieme dei radici e se mangia polenta e radici, un uovo a sera cada uno. Aglio anche in mezzo, no? Sì, anche tanto aglio, seule, radici, non poteva mancare. Polenta, aglio, seule, radici, chi lavori lì e ovi un paron, Occiola, allora dopo polenta, radici e l'uovo in quando è in polenta, radici, l'uovo in qua, in polenta, radici. Quando è a 4 fettone così, allora quando già era quasi spassuo, col piron, senza posada, aveva un toccon così, e col canton del piron anche snisea l'uovo e allora pocea sto uovo che se stia il gusto dell'uovo allora era l'economia ragazzi, sì, come faragnoni uovo, allora radici fatti a casa il miglio casa
farina polenta. Gli uovi di galline di casa, quanto costea spansata, che il pasto là? Niente quasi, perché... Quasi niente, capito? Perché c'era sparagnar, non che n'era. Ecco. I pisciacan ancora in cui che ne... Ma poi vendete le agropecuarie, le mude, sì. Ma la pisciacan e radici tutto l'anno non può mancare. Perché che ne con altri bianchi che di capoeira, sì. Quei dolci qui. So che qui i veleni che passano i segamento destruiu, ma una volta che era che passi secando. A Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta live cultural Viva o Italiano. Realização Stephen Projetos. Patrocínio Cooperlate, Paludo Moda e Estilo, Supermercado Marim, JMF Conexões, Trudel Implementos Rodoviários, Casa Prima Comércio Eletrônico e Ortodontic. Ecco, cosita sì. Parceri, né? Sì, financiamento Pro Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, un ringraziamento speciale che loro esedriu di aiutarmi, di avere questo spazio per noi, fare 12 live in 12 municipi, mostrare cosa che è la cultura italiana con pesquisa, con lavoro profondo, vero? Che tutti quanti possono assistere, è una meraviglia. Projeto Viva o Italiano inicia terça-feira que vem, dia 17 de maio, com convidados a Fernanda Táparo, Sérgio Massolini, Roberto Mauro Arroque e também com uma equipe de teatro, vero Marco? Opa! Com uma equipe de teatro. Peça teatral, Vai ter também peça teatral. 24 de maio, Nova Alvorada, 31 de maio em Vila Flores, 7 de junho em Veranópolis. Além dessas temos, Marcos, quais são as cidades que nós também temos as lives? Vila Flores, come 7 di giugno in Veranópolis, l'ora dopo che si Nova Roma do Sul, Paraí, Fagundes Varela, Rolante, Antônio Prado, Nova Padua, Flores da Cunha e Casca. Passa un poco, Josi. E allora Nova Roma do Sul, anche abbiamo che questa gente qua è tutti de Nova Roma do Sul. Maravilha! Così, né? Ecco. Volemo dirgli, mandare un saluto a quelli di União da Serra, che final di settimana adesso lo rigà segunda Agro Serra, 13, 14 e 15 di maio, un struconasso a Cesar Gastolfi, là Gastoldi, che è il sindaco, a Jacques, segretaria, e a tutti quelli di União da Serra, che gli devo aspettare tanta gente di questa fiera, vero che si dice fiera, questa Expo, no? A União da Serra, un municipio pujante, firme, forte, che si deve crescere tanto. Un saluto a tutti loro là, va bene? Ecco, avanti. Vuto parlare di città. In cui un'audienza grandissima. Devo passare via di quante? Passa via di 938. 938 Divanillo persone che della Dio assiste allora. Ma sento Marco, tutto colpa del Divanillo. Lui pusha avanti, né? Con i capelli grandi, colpa dei divanzi. Tutto colpa vostra, Cognaca di bel lavoro avete fatto. Cosita Cognaca. Ciapala e Scartafaccio che altre città, sì. Ecco, cosita. Bettina di aiutarmi qua stasera. Sa che lì non si deve assistirmi, chissà su parlare Mato Grosso. Mi diso ben sguelto quale città per mia cansare a turma a casa, ma tocca dirle città, è importante. No, è importante. Che scrive do là, tocca dare importanza che scrive do da onde Dio si. E un'altra, dopo che abbiamo l'intervallo dei nostri patrocinatori, che anche a loro è importante, bisogna che altri comprei i prodotti e lavori dei nostri patrocinatori. Viva Dio, mia vera! Che loro resta qua con noi, non l'avremo palbigolo. Vedete cosa? Palpincio. L'avremo palbigolo. Allora altri, una roda che va torno, no, mia vera, cosita che nell'audienza che aveva il filo a casa, o si udriu pagare la mensilità, perché che c'è gente che paga una mensilità per assistere in altri. È tipo il fogato. Il fogato. Sapevi cosa che è il fogato? No, caro il fogato, allora è una cosa importante che ti valorizzi i nostri patrocinatori, capito? Ma dopo dell'intervallo
Quer dizer, 2 suonate. Sì o no? Parecchi. Anderson tira 2 là. Ecco, così. Marco, Ma ci allora, sta sguetto. pianetto, con la mia da sguetto. È importante che sappia. Vediamo. Allora, Guaporé, São Valentim do Sul, Porto Alegre, Biaçá, Bento Gonçalves, Cordilheira Alta, Carlos Barbosa, Marau, Eldorado, Romelândia, São Miguel do Oeste, Concórdia, Ronda Alta, Quilombo, Marmeleiro, Água Doce, Araranguá, Pato Branco, Nova Araçá, Quilombo, Ceará, Formosa, Canoas, Anca, 13 de Maio, Veranópolis, Campinas do Sul, Santo Antônio do Palma, Shoppingzinho, Blumenau, Gentil, nos truconaço, a turma lá de Gentil, né, que sempre está aí lá, tempo in Rio, Paraí, Aratiba, e dir anche, qua in mezzo di tutto, che sia anche gli amigos tristes, né? Sì, ciò. Anche. Ma vendre giorno 13 che è na festa dos amigos tristes. O que é os amigos tristes? É uma associação, é uma ONG, que o dinheiro arrecadado vai para pessoas que necessitam, que estão tristes. Ecco, allora è una festa beneficente. Costa quanto l'ingresso? 100 conti. Tutti vieni e paga di gusto. Noi anche che andiamo a lavorare, paghiamo anche noi altri, perché i soldi che ciappa aiuta le persone. È una maniera di aiutare persone fanno festa. No. Ecco, e vem Douglas Carraro, Douglas e Wilson, che vengono qua diverse volte, e aquele gurizão, como é que é o nome dele? O Girardi lá, Jonathan Girardi. Ele é deficiente visual e canta muito música sertaneja, vai ser bonito na festa fantastica. Vendre qua il bairro Planalto, un saluto a tutti del bairro Planalto, e Spetto Corrido. Sì, spettoni grandi così da caro da Dio. Va chi va. Da media di 2 kg per persona. Maravilha. Allora anche Lajeado, Vespasiano Coreia, Caxias do Sul. Aê! Anche de Caxias, né? Ipumirim, Taió, União da Serra, Xaxim, Xaxim, Anca de Barbosa, Ferraz, Paraná. O Vidbeck che sentiu Valti Cacità. Mi mai Valti. Allora una città nuova? Mi pare che sì, Barbosa Ferraz. Il nome è Nossa. bello. Allora Valti là un strucon, grazie. Ecco. E dire anche che a turma da Mastertech che te arrangia sul tuo microfono e tocca mandare sì, ciao. E i tosi. A Franio, Charles, Dionei e anche a Riccardo. Ciao, i megaggi sta il microfono, altri sì grandi, sì forti. Saluto a Marlene, al Deniri, a tutti da Mastertech Informatica. Adesso irrangia anche microfoni, irrangia tutto quello che occorre, no? Maravilha. Allora anche la città di Juquitiba, São Paulo, Brota, São Paulo, Caçador, Moraes, Almeida, São Domingos do Sul e Vista Alegre do Pata. E dir che a Silvana Zanquim Bergmeier, l'ha scritto do che suo pare domani, che il nome del suo pare è Vitorino Zanquim, le di anniversario là di Nova Alvorada. Opa, saluto. Nova Alvorada è giorno 24. Isso mesmo. Saremo là a fare un filò fantastico e bellissimo. Ecco. Maravilha. Finito? Intanto. Ancora? Ma per dopo. Che no, stricca, cansa, no? Bom, adesso Josiel, mettiamo su i nostri patrocinatori un minutino, ste qua. E dopo mi va a banda i suonatori con 2. Sì o no? Sì, 2 e ti bianco e frotole. Ma no, che cave due capelli che tieni sul cappello. No, tieni sul cappello. Perché resta un po' più bello col cappello. Loro se venesti col cappello perché pioveva qua. Venisti a piedi. Col cappello si a piedi. Dite che demorava 8 di. Venisti a piedi allora. Tema i nostri patrocinatori culturali. Vai là.
Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. Viveiros Pitol, mudas de Nogueira Pecan com assistência técnica pré e pós-plantio. A Pitol de Antagorda industrializa inúmeros produtos à base de nozes e in natura. Linha de cosméticos a partir de nozes com qualidades garantindo proteção à sua pele. E tenha sabor e saúde em sua mesa com o óleo de nozes Pitol. Ehi, eita lá! Staccola, tutti che parla, tutti che usa, tutti che vuol farsi sentire. Maraviglia! Devo cantare. Ciao, ma una barzelletta avanti. Femo una barzelletta, 1, 2, 3 anche. No, piano. No. Stasera l'idea è che passiamo via un pochettino della ora. Te sai che una volta era la gente che contrattai a me, allora quando era magari per rossare un potrero, c'è i vicini, no caso, tutti in aiutare, dopo quando era per rossare che l'altro, che l'altro, quando era per tirare sulla U o anche il vignale, limpare un vignale, si riunia una truppa di gente, i vicini. I fai un pusceron. Che e anche, forse anche verde, limpare, anticamente che c'era le strade, era il mio governo che rossea le strade, che limpia le strade, era tutta la comunità che fece il lavoro lì. De rossare le strade, il bruttino al salo, tocca andare e allora tutte le famiglie, allora una volta c'era Driu limpare un vignale, una truppa di uomini, e in te quella c'ho i livacchi, limpa, i lavori, limpa, in te quella che era un pozzo di un 30 metri fondo. Profondità? Madonna, 30 metri! E un uomo che mi ha visto, c'ho le cascarento. E allora finché lo tira fuori, c'ho l'era becco morto. E allora gli ha detto, ma adesso facciamo come dar dire che la sua donna, che è morto, che la piante per copare una gallina. La Corville. Far come? Perso l'uomo. È perso l'uomo. Allora il suo compare gli ha detto, guarda, mi va là che avviso la mia comare là che è morto. Tocca aver coraggio e saper doparare parole. Sì, tocca aver tutto quello. Allora lei arriva là, ho detto, buonasera compare, buonasera, Passarento, più tardi, gli ha detto, ma cosa ha avuto? E gli ha detto, ara, il tuo uomo le cascarono nel pozzo là, del vignale, e l'è morto. E allora l'ha segata a piangere. Le lacrime, pareva un rio che non so ciò. La aveva il vestito lungo, la cacciava con le mani il vestito là sotto, lo ha tirato su. Per sugarsi. Per sugarsi, solo che non aveva niente sotto. Dio, fia da mano. E Lucio Alvardia, e dopo l'ha detto, compare, ho visto ancora una disgrazia grande come questa. Lui ha guardato e ha detto, guarda, sol che de vacca, comare. Sol delle vacche. Adesso mi conto anche a me. Adesso mi go infiammare. E che ne era 3. Che era il Driu lavorare te una opera. Tutti e 3. E era di finire la opera. Capito? Era di finire la opera sabato mattina che ho detto ancora.
compriamo un garrafone di vino, 3 italiani, guardate. Compriamo un garrafone di vino e facciamo un sorasco. Lo riga che sta fuori sti soldi, un po' in qua, un po' in là, ha fatto e ha detto, guarda qua, questi qua i dà per il sorasco, ma per il vino da mia. Ma allora facciamo che? Beviamo acqua, ma allora i laurea, i pintea, perché paia, che allora per mesdì finimo, e vai e tira e mena e pinta e tira in qua e porta la tinta là via e a scala e vai e pinta matusi, ma beviamo niente, allora la gavea su, che non era sti soldi per il vino. Là nella cianta c'ho un, per fare sguelto, bagliao, boom, casca morto, secco in terra, morto Tony. Tony morto, che sta Piero e Beppi. Poveretti. Allora c'ho i gas come si chiama adesso. Allora chiama, vieni là, il SAMU, le porta via ste morto. E ti facciamo che adesso? Guarda, ora che io porti via, chi fa là la biopsia, ora che torna in Dio che dà il risultato, l'appa è 3 mezzo, non abbiamo di. Non adianta, facciamo niente, no, lei era nostro amico, compagno, tutto, ma facciamo niente. E che ha detto così, allora Piero che ha detto, Beppi, so che abbiamo un problema. No, ha detto che abbiamo 2. Quali? Ha detto, prima, abbiamo il sorasco ma non abbiamo il vino. E Nanta che ha detto, tocca contare la viuva, la vedova, che si è morto Tony. E ha detto così, mi nonno va. No, ha detto, qua paro impar. E se vira quel che perde che vai. Allora, pa, Piero perdi. Allora vai Beppi. Ha detto, Beppi, sta mia fidarti di mia contarglielo, E il vino non sta a pensare perché tanto lì, ma sta mia fidarti di mia contargliela la vedova che l'è morto Tony. Allora lui è andato, passano 15-20 minuti, torna in Dio. Subiando, perché Tony è morto di niente, e col garrafone di vino qua insieme. Ha detto, ma sarà che gli racconta? La sua preoccupazione era sapere se... Ascolta! E lo che mi stia lì? Vin? Ma che tu contare la vedova? Beh, a fatica che go contare. Ma come che te che avevi i miei soldi ci torna col vin? Mi sono arrivati che ho detto. Buongiorno. Allora ti sia viuva di Tony? E ella ha detto, no, giochiamo un garrafone di vin. Sai una o no? Un'altra? Allora che era dopo cantiamo la musica che a rispetto di questa barzelletta qua. A barzelletta che tutto avete qua suonata. Qua musica, che so pare che inventare. Allora una volta che era 2 amici come me di Vanildo con le donne, compari. Ecco. E era distante 3 km di uno e l'altro. E allora va a pescare. È andato a pescare, ma si è fatto male e l'è niesto a casa prima. Arriva a casa al cata, suo compare là con sua donna a letto. Madonna! E allora? Compare che ha detto, come cosetta? C'ha tutti seri. Varaticcio! Gli sapeva piccola sa fare. Perso le parole. E adesso ha detto, fermo come qua. Vieni qua, compare. E a sua donna la mette sconta. Varatì da vergogna. Salta su qua, e che altro non parliamo. Lo va a caricare in spalle. Pina perché se no scappiamo. Lo va a caricare in spalle e sopra il monte. Era 3 chilometri, era 1,5 chilometri, ma arriva in su, dopo era 1,5 chilometri, arriva in su. E ciò che l'altro in cima in spalle non parlava, adesso mi butta dopo il perrao. Il me copa, qua arriva, voglio in fondo. E che aveva fatto il peccato. È là che il tremea. Rivalse che mi do cansato. Beh, fin qua. Quando lo so, guarda detto cosa voglio dirti, detto. Un'altra volta che ti catto a comare la casa, te meno fin casa. È il castigo suo. Me ne fin casa su Ma un'altra solo Anderson, una cada uno, se no Ma Anderson in portoghese. No, in portoghese, pode ser. Então tinha um gaiteiro, tinha um cara que ele era pesquisador, ele fazia pesquisa, ele tinha uma turma, eles iam ver os corais, eles iam ver as espécies, biólogo, tipo biólogo. Opa. E aí ele foi fazer uma pesquisa lá numa ilha, pegou um barco, foi lá numa ilha. Mas ele era muito gaiteiro, tipo gaiteiro aqui. Sim, tipo gostava de gaita. Aqui. Gostava de gaita, gostava de festa, gostava de churrasco, gostava de... Tava sempre no meio, mas ele, na hora que ele não tava fazendo festa, ele tava sempre
estudando e vendo as espécies, os animais e tal. Gostava. Adorava. E aí, então, ele foi fazer uma pesquisa e aí largaram ele lá numa ilha e tal, depois ia buscar ele e o cara do barco largou ele, daqui uma semana veio buscar, tal. Voltou dele uma semana, ele não tava. Aí espera, chama, subia, acampa um dia, dois, nada do homem, nada. Vamos ter que ir embora? Ele se perdeu e... Sim, paciência, né? Deixa aí. Deixa ali, vai fazer o quê? Só que ele estava vivo, ele tinha se encantado com uma espécie que ele achou lá, ele ficou lá e se perdeu no tempo. E aí o barco foi embora e ficou lá. Aí passou um ano, passou dois, a barba dele cresceu, o cabelo cresceu e ele pesca para viver e vai para cá e come aqui, come um coco, come não sei o quê, vai. Teve que se virar. Daqui a pouco tinha uma outra turma que foi fazer uma pesquisa e deu coincidência ser no mesmo lugar. Largaram uma morena bonita. Ela entrou com aquelas roupas de mergulho toda grudada no corpo, assim, né? E ela fez aquele mergulho e entrou nele. Daqui uma semana eles iam buscar ela. E largaram ela lá. Quando ela chegou na ilha, enxergou ele na frente. Aquele homem com aquela barba, tudo... Primitivo. Sim, entendeu? Que quase ela disse para ele, né? Não, Zé, eu vim aqui para fazer uma pesquisa. Olha, contei as luas, o sol aí, acho que faz uns 2, 3 anos que eu tô aqui perdido. Falou para ela. Imagina, gostava de uma festa de uma gaita e o cara lá perdido 2, 3 anos no meio do nada. Daí ela disse, mas já que tu tá aqui perdido, diz ela, eu tenho uma coisa para ti aqui, diz ela. Eu sei que tu vai gostar. Ela tinha um zíper aqui na blusa, naquela blusa neoprene, né? Sim. Ela abriu, ela tinha uma cachaçinha, ela tinha uma garrafinha de cachaça. Eu acho que era vodka, devia ser. Sim. Daí ela deu pra ele... Vodka Raisca. Vodka Raisca. Deu pra ele, ele, pelo amor de Deus. Que maravilha. Dessa assim. Pegou, tomou aquela caixa, tomou tudo. Mas não deu 10 segundos, secou. Ela viu que tu tá mesmo, né? Mas tem outra coisa pra aqui. Abriu a carteira, o outro zíper aqui. Ela tinha uma carteirinha, um cigarrinho, um palheirinho lá, um cigarrinho. Barcaria, gente. Mas era tudo que eu queria agora. Pegou aquele cigarro, botou na boca e fumou aquele cigarro, né? Daí ela viu que ele tava animado, daí ela betou a mão no zíper assim, né? Cudiano. Daí diz ela, mas agora eu tenho uma coisa aqui que faz 2 anos que tu não pega na mão, que tu adora. Daí ela abriu o zíper e ele não vai me dizer que tem uma gaita aí dentro, Zé. Isso aqui é a gaita você. Eita lá! A veia veiacava. A veia veiaca. Essa é em português, aí, ó. Tinha um velho que ele tinha de um gatinho, ele tinha de um gatinho, embaixo da camaradinha o gatinho miava e a véia veiacava e o velho dizia só de uma banda só de uma banda só. Tinha um velho que ele tinha uma bengala, ele tinha uma bengala, embaixo da camaradinha, a bengala bengalava e a véia veiacava e o velho dizia só de uma banda só de uma banda só. Ela tinha que ficar só numa banda, não era danada, velha. Tinha um velho que ele tinha uma pistola, ele tinha uma pistola, embaixo da camaradinha, a pistola pistolava e a véia veiacava e o velho dizia só de uma banda só de uma banda só. Tinha um velho que ele tinha de um penico, ele tinha de um penico,
embaixo da camaradinha o pinico pinicava e a velha veiacava e o velho dizia só de uma banda só de uma banda só. Mais. Mamma mia, dá-me 100 lire. É isso aí. Danilo, manda essa música, vamos mandar pras mães. Vamos mandar. As mães, Aproveitar. Vamos aproveitar, fazer uma homenagem para todas as mães. Porque aquela mãe dessa música sofreu muito. Com certeza. E ela preveu o que ia acontecer com a filha. Ecco. Né? Diz ela, tu poderá ir, ma poderà acontecer alguma coisa. Alguma tragedia, né? E le parole di Fradei? Ma le parole della mamma era quelle giù. verità. Ecco, mamma mia, dá-me 100 lire. Então, para todas as mães, não vamos citar nome porque senão desmentiremo di qualche a tutte le mamme, un struconasso di vero cuore, ecco, loro che ha un papel fondamentale per la famiglia e sappiamo tutti che la essenza di mantenere, di creare un figlio, di educarlo, è la famiglia e è la mamma che porta avanti tutto questo. Ela vede tutto. Peccato che la famiglia la vede tutto, la sa tutto. Pazienza che la la pazienza. E quando che la vede che c'è il pericolo, solo che delle volte può fare niente. Ecco, proprio così. Allora a tutte mamme, mamma mia, dammi 100 lire! Mamma mia, dammi 100 lire e in America voglio andare. Mamma mia, dammi 100 lire e in America voglio andare. Cento lire io te le do, ma in America figlia no. 100 lire io te le do, ma in America figlia no. Sui fratelli dalla finestra dicevo mamma lasciala andare. Sui fratelli della finestra dicevo mamma lasciala andare. Vai, vai pure, oh figlia ingrata, che in mezzo al mare potrai restare. Vai, vai pure, oh figlia ingrata, che in mezzo al mare potrai restare. Quando è stata in mezzo al mare, il bastimento si è sfondato. Quando è stata in mezzo al mare, il bastimento si è sfondato. La sua carne è rossa e bianca, i pesci del mare la mangerà. La sua carne è rossa e bianca, i pesci del mare la mangerà. Sui capelli dei lunghi e belli le onde del mare li porterà. Sui capelli dei lunghi e belli le onde del mare li porterà.
andato in fondo, che sto mondo non torna più. Bastimento è andato in fondo, che sto mondo non torna più. Le parole della sua mamma, le sveglieste la verità. Le parole dei suoi fratelli, le state quelle che la ingannano. Le parole dei suoi fratelli, le state quelle che la ingannano. Che spettacolo, che meraviglia, bellissima e triste questa storia qua, no? Bene, adesso noi andiamo a Nova Bassano, qua è la nostra regione, ecco, Associazione Veneta di Nova Bassano, Avenova, invita tutti che giorno 14 di maggio alle 7:30 che ne un cenar tipico italiano. Josiel, metti su l'invito a tutti quanti, vai. E l'allegria la vien dai giovani, e l'allegria la vien dai giovani, e l'allegria la vien dai giovani, e non dai vecchi la vanità. Ciribiribin con male festa, ciribiribin non se lavora, ciribiribin con l'amorosa, ciribiribin son da trovare, ciribiribin con male festa, ciribiribin non se lavora, ciribiribin con l'amorosa, ciribiribin son da trovare. Che meraviglia! Tutti invitai l'ora sabato che viene, giorno adesso 14 di maggio alle 7:30, gruppo Giro Tondo de Caxias do Sul, struconassa tutti loro là, va bene? Così sì. A Serafina Correa, il giorno 20 di maggio, ecco, gavemo, il giorno 20 di maggio, del nostro bairro qua, a Cappella Aparecida, gavemo una promozione del Circolo Italiano, Filò Italiano, con cenar tipico, mangiare proprio italiano, no? Così allora 35 reali l'ingresso, Marinho che è il presidente, qualche cosa chiamero lui, per riserve di ingressi, ecco, quanto vanti, meglio per non parecciarsi per quante persone. Allora 20 di maggio, qua è il bairro Aparecida, alle 7:30, Filò Italiano con cenar tipico, così ecco, una promozione del Circolo Italiano. Momento Mighi Plus, manteiga versus margarina, ma afinal de contas, o que é a manteiga, o que é a margarina, o que faz bem, o que faz mal, faz bem ou não faz bem, faz mal, coisa. A manteiga é de origem animal, opa, cosita assim, il buttiro, manteiga é buttiro, lá in Italia chiama burro, ecco, buttiro, non si mangia tanto buttiro, se giutea sbatte il buttiro perché vuol forza, nada mais do que a nata do leite batida que vira um creme de leite com soro e glóbulos de gordura. Olha ali que maravilha, né? A margarina é um produto da indústria, de origem vegetal, feita de hidrogenação de óleos vegetais, como milho ou girassol. É diferente. Nosso organismo não está preparado para lidar com a gordura da margarina. O tipo de gordura dela pode acumular nos nossos vasos sanguíneos ou em órgãos importantes como fígado, muita gordura, então tem que cuidar muito. Além disso, a gordura trans aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom, olha só, fazendo com que o nosso corpo, nosso organismo, tenha mais chances de riscos cardiovasculares, certo? Então, a diferença da manteiga com a margarina é grande, mas não é porque a manteiga é melhor que a margarina que se deve consumir muito. Então tem que cuidar, assim como todos os alimentos devem ser moderados, nada em excesso faz bem, isso é importante saber, é uma dica da Mig Plus, uma colher de chá por dia é a medida ideal de manteiga, allora manteiga, quer dizer, il buttiro, fatto del latte, proprio così, va bene?
Ecco, è il giorno 10 di giugno, noi andiamo a Salgado Filho, fare un spettacolo là, un struconasso a tutti. Vati che sicuramente me guarda, un strucone ad Air Sugari, e chissà che facciamo un giro, stiamo là 3, 4, 5 giorni via banda di là. Noi, a partire da terça-feira che vem, faremo o projeto Viva Italiano. É em nome da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul que apresenta esta live cultural Viva Italiano. Realização Stephen Projetos, patrocínio Cooperlate, Paludo Moda e Estilo, Supermercados Marim de Guaporé, JMF Conexões, Trudel Implementos Rodoviários, Casa Prima Comércio Eletrônico e Ortodontic. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Próprio Cocita, Ecco, então dia 17 de maio em Serafina, 24 de maio em Nova Alvorada, 31 de maio em Vila Flores, 7 de junho em Veranópolis, e aí vai. Nós teremos Nova Roma do Sul, Paraí, Fagundes Varela, Rolante, Antônio Prado, Nova Pádua, Flores da Cunha e Casca. Próprio Cocita, Pizzaria Grão de Bico, quando te vem a Serafina Correia, bisogna che te venha conhecer o Grão de Bico. A pizza do Grão de Bico é diferenciada. Bom, ecco, è na frente, come si dice, proprio davanti sempre, grande, ambiente amplo, adequado, familiar, mais de 60 sabores de pizza, drinks, vinhos, adega nacional e importada, à la minuta, porções, sobremesas, lanches, aberto de terça a sábado. Teleentrega 3444-1490. A região toda de Serafina conhece o Grão de Bico. Se um dia vieres para Serafina, ou passares por Serafina, por favor, conheça a Pizzaria Grão de Bico. Um saluto a Beto, a Elisa, a Afonso, a Caetano, a tutti loro là che adesso là che il ora come sempre. Ecco, maravilha! Cosita-se. Josiel, roda aí o videoclipe da Ortodontic, faz favor. Da Ortodontic. Depois eu chamo o Grão de Bico. Vai lá. Ortodontic é uma clínica odontológica com tratamento acessível, atendimento de qualidade e profissionais especializados. Somos uma marca inovadora que investe em equipamento de ponta, garantindo os melhores resultados em tratamentos com o propósito de fazer você sorrir. Vamos conhecer? Aqui, a Ortodontic recepciona seus pacientes. No atendimento 1, você terá todas as informações para iniciar o seu tratamento. Temos o telemarketing, onde acontece o primeiro contato da clínica com o paciente. Estes são os consultórios de atendimento, onde inicia seu sonho de sorrir sempre. Estamos esperando vocês. Um abraço da equipe Ortodontic. Ciao che pancetta, E allora, tutto a posto? Tutto a posto, tutto giusto. Maravilha, tutto... che serata fantastica, bellissima. Come sempre, nostro Filoga, un'audiência grandissima. Sì. Vadi che si casano, anche potessi non struccarli tutti, Tu hai detto molto? Sì, ci ho struccati tutti. Perché ne tanti? Sì. Perché avevi i bracci lunghi, Maraviglia. E come i demonico per cantare con tal Sì, è bravissimi, come i demoni. Non è brutti, mi vorresti pensare che ti sia così, mi dico. Bon, mi vuoi domandare a Marco Marsaro, che mi porta qua con Josiel, a nuova piattaforma di assistirmi no altri martedì che viene. Ecco, che è una piattaforma da Secretaria di Stato do Rio Grande do Sul na live cultural Viva Italiano, certo? Che è no Facebook, va bene? E poi mettere su qua per no altri dopo guardare. E mandiamo un saluto a tutti
tutti loro che se casa di Uvadame, fosse contare una barzelletta, disto che ti Anche sito. per quella, anche per loro, quella casa loro là che aspetta di repente. Sì, loro vuol barzellette, vuol storie. Storie, barzellette e di tutti i tipi, dei piccinini, dei grandi. Ecco. E sì. allora il portoghese. Un portoghese. Emanuele. Manuel, so che Manuel, ma sflash che... Il Brasile, perché migliorare la vita. E allora venisse il Brasile per tale imprego e tale Roma imprego, tale de cara che comprare un appartamento. Opa! Un appartamento, è andato a stare, ma si è dato de cara con sol barate rento del... Madonna! Gadita qua fochemi, gadita che mi qua. Barate, sai che le barate? Sì. Una volta che n'era, adesso è ancora che esiste, ma non è ancora. Che ne? Io ma fa lo che ma a me mi tocca andare a fare qualcosa, andate una loja là che devo mandarsi in gavea a Canfora. Canfora lì e lo come il nome isso lì. Che se la canfora tiene naftalina. Naftalina. È naftalina. È canfora l'italiano. Canfora italiano. Allora canfora. Sì. 300... La roba che ti metti via, che sta un anno là, dopo che ti bevete spussi di canfora. E allora ti metti le barate, non so se le muore, ma scappano. Ah sì, E anche per morseghi, mi su canfora, ti lave la casa, che la casa è tristemente con i morseghi. Ma allora vuoi comprarne un 400? Compra, ma ascolta il portoghese. Una cassa, il portoghese andrà e mi dà 300 grammi di canfora. 300 etti? Ma lui a pensare, l'attendente lei con 300 etti, fa lo che? Go barate là, che con neanche mai mi stiri compagni. Cioè, la me da ora il tuo indrio. Dammi qua mezzo chilo di canfora. Altro che ci paga che ha dato, che vendesta. Far cosa? Nella casa. Là di una ora il tono in dio di nuovo. Signor! E il gadita piantò un pugno sul balcone, dammi qua innanzi 700 grammi di canfora. Sì. Il balconista là lo guarda, il gadita, ma mi sono curioso, il gadita. Ma con 50 grammi di coppi delle barate, per amor di Dio, e ti con tutto queste qua che dite valti del Brasile sì perché sei buoni le pontaria, ma a me no lui che la tirea c'è per comparle. Gali e città lì per divulgare qua o no? Marco lei è contento, non so che ha dato. Vieni qua allora, sono sempre contento. Avanti là, Bettina. Siete voi ben sapere. Adesso chiama Bettina. Che sia Bettina. Qua, vieni rento qua, chi che conosce. Prova d'italiana. Sorella di Edgar Marostica, questa qua. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma lei più bella? Viola. Oh, aspetta un poco. Questo qua, lei ha un microfono. Lei più bella di te un bel po'. Ma tu sì, ma tanto anche. Ma la verità tocca dirla, lo adiante nasconde. E allora? Buonasera. Perché? Oi? Falla la oi. Vai na 8. Vai na 8. No, vai na 8 e falla oi. Vai na 8. Oi? Non tem como resgatar o vídeo e botando tem, immagina. Dopo. E allora Marco, mi guardi lì dove Marco? Che spettacolo. Sì, dopo ela parla, ma allora mi dici città che ne tante qua vara foi, ma bem esguelto, Sinop, Mato Grosso, Mussum, Pedras Grandes, Fagundes Varela, Casca, anche Santo Antônio do 30 Casques e Diocístero, Flores da Cunha, Nova Prata, Medianeira, Rio das Antas, Sananduva, Ibirubá, Nova Roma do Sul, Passo Fundo, Pomerode, Pinto Bandeira, Palmitinho, Garibaldi, Curitibanos, Ipumirim, Nova Mutum, São João do Sul, Siderópolis, Vista Alegre, Panambi, Oro Santa Catarina, Montevideo, Goiás, Descanso IP, Gravataí, Maravilha, Santarém, Portugal, lá em Portugal, Itaipulândia, Tu vai apanhar dos portugueses. Sempre lá. E ascolta, Itaipulândia, Formosa, Horizontina, Francisco Beltrão, Maracaju, Ibicaré, Santa Catarina, Roca Salles, Novo Bareiro, Iporã do Oeste, Arvorezinha, Ijuí, Tapera, Femotute, Toledo, Farroupilha, Rolante, Nova Erechim, Quilombo, Arroio do Sal,
Seranópolis do Iguaçu, Opa, Paraná. Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Essa cidade não é nova? Não me sentiu dire. Me pare que sì che no. É Serra? Serranópolis, isso mesmo. Serranópolis, é. Allora, São Jorge, Dois Lajeados, Guaraciaba, Taquara, São Marcos, Rio dos Cedros, Canoas, Estrela, Nova Pádua e Tapejara. Dopo che ne nante do tre, ma diciamo dopo. Tanta gente di Santa Catarina. Sì, tanti. Per me dire su Vanini, con bel viso. Sì, loro dicono su quell'altra foglia che loro che sei Vanini. Ibarama, Sarandi, Tijucas, Coronel Freitas, Roca Salles, Vanini. Te ascolto. Vanini. São Paulo, capital, Vila Lângaro, Guaraciaba, Jacinto Machado, Antagorda, Arvorecinha e Assis Chateaubriand. Queste qua le Io città. domando scusa Emanuela del Portogallo. Mas eu fiquei sabendo que lá em Portugal eles contam piada dos brasileiros. Sim, E nós aqui dos portugueses. Certo come che il trem elettrico là del Portogallo, mettendo un trem elettrico, non deu ponto. Non deu ponto? No? 100 metri che va via tomada. Eles vão parar de assistir nossa live. No, là che assiste, perché che in parada come fare. Te vale niente. Ma mi voleva saber se siete italiani o se são de Portugal mesmo, né? Tocará que escrever Tocaria lá. saber. Ma la Betinha, ela vem para falar del projeto cultural, né? Que Opa, como é que é, Betinha? Fala aí do projeto cultural. Vai, manda a base. Não, eu vou falar da minha parte só, né? Certo? Da parte em que eu vou participar. Sim. Nós vamos fazer, nós que somos do grupo de Teatro Vêneto, somos 4 componentes que vão apresentar. Nós vamos falar sobre 4 figuras folclóricas do município, né? Então vai ser bem interessante. Vamos finalizar a live com o teatro, então gostaríamos que Serafina Corrêa inteira nos assistisse no Facebook do Marótica, porque tem muita coisa importante que muita gente do município não sabe. Eu também não sabia de algumas curiosidades que tu tem na live. Então, vamos convidar todo mundo para assistir. Sim, realmente tem novidades, ou coisas antigas que a gente não sabia como se comportava. Por exemplo, nós vamos entrevistar a dona Anita Deitos, há 80 anos, vero? Dice, dona Anita, tudo bem? Tudo bem, mas meu nome não é Anita. Mas como é que é o seu nome? Ana Laura. Para começar a conversa. Começou aí, né? Vai bem. Mas a plataforma, ou seja, os canais de transmissão, nós vamos falar daqui a pouquinho depois do intervalo, pode ser? Okay. Isso mesmo. Marcos, pode ser? Vamos colocar os canais de transmissão da live, que é Facebook, YouTube e o Insta. Então, na próxima live de terça que vem. Instagram. Isso aí. Instagram. Isso totalmente diferente. Diferente? Vamos ao intervalo, José? Pode ser. Demo ai nostri patrocinatori culturali, tu non mi segui il programma ancora va fin tardi. Pareceveli, vai! Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história.
A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Adesso sì o no? Adesso sì, adesso mi ascolti? Proprio, maravilha. Allora, tutti i martedì sera siamo qua a 2 anni, ma dei martedì che viene avanti per via della Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. José, tem aí as maneiras, não ainda, daqui a pouquinho, nós vamos divulgar os meios de assistir a nossa live de Serafina Correia, depois Nova Alvorada, Vila Flores, Veranópolis e aí vai, tá bem? Cosita-se, uns truconaços. Josi, tem como rodar aí o vídeo do Grão de Bico? É a pizzaria de Serafina Correia, que quando que vem a Serafina, não quer come me andar manhar nel Grão de Bico. Vai lá.
Rivati di nuovo. Ecco. Allora, Marti che veniamo tutti mangiarti il grande bico dopo, no? Maraviglia. Ascolta, una frottoletta. Sì. Sai o no? La sai claro. Ah, sì, Guarda, lui bel che ti ride avanti con te. Vediamo allora. Qua è la inedita. È mais o meno inedita, ma non tanto. Sì, non tanto inedita. Perché le rotole, che ne tante, ti tocca a dargli... E io che la via, Dio va. Cioè, parla anche i bei, noi sono i brutti. Sì. Guarda qua, una via. Vai allora, qual è la? È morto l'uomo e le sta viuva, ne è vista la viuva. Sì, se è morto si l'uomo. dice come sta la viuva, in italiano proprio, vedova. Vedova, io vedova. mi dico viuva. Sì, è viuva, dici viuva. E allora c'ho la piandea, tal. E il prete lo andava a consolarla, che acontece, e tutto, e vai, e la piandea. Ciò il gatto scoprì che tutte le sere l'andate il tumulo piangere con le budande in mano. Le sfreghia là, le budande di lui? Di lui, sue. Ma il padre l'ha visto, ma sarà che la va a fare che? Sarà possibile. E l'è andato a spiare, cioè è andato a fare la spia. È andato a fare la spia per lui, dopo parlare con ella per vedere che era. Cioè, la rivea là, la signora, comincia a piangere e la si suglia con le mutande, cioè, vai, eccolo lui, non le pirento qua e tale, vai. Il prete il giorno Dio è andato in chiesa e lui aveva approfittato della ciappa. Ascolta qua, ma perché che te vai là al cimitero tutte le sere, te vai là a pregare e con le budande a piangere, sugarti su? E gli ha detto, perché non ti ciappi la Bibbia e te leggi la Bibbia che le rentolate cati quel che te vuole? Te consolo che te vuole e te cati. E la gli ha detto, prete, mia gonca proami, ma quel che ne era rento te le budande e te la Bibbia che ne mia. No. No, andiamo tutti all'inferno dritti. No, ma l'era vera. Il consolo l'era la rento le budande pure. Ascolta, è il morto là del casson e la vedova là che passi addosso alle mani. Poveretto, morto. È morto che neanche un passerino. Poveretto. È morto che neanche un passerino. Di quella di Drigo era un ciuco. Che il che fa guarda la vedo. È il ciuco, curioso come. Pieno di gente che va e che viene, il morto non si muove serio, triste. Era fermo il morto. Fermo, E la che passava. Poveretto. È morto che neanche un passerino. Quella venne dentro un che l'era strano, ma l'era scioferista di un parente. Menare parenti, che l'era la donna del morto. Allora che era un stiramento lì in mezzo. È arrivato il ciuco che gritò. E lo morto di che? E lo morto di che? Guarda, sicuro non so mia, ma se non sei stata una impanturata di farina, si stanno sfiondata il culo. Era morto come un passerino. Una dei due, no? Sì, ma come un passerino. Sì. Perché era fiondata o il panturale farinone? Guarda qua allora che ne era due amici come me metti su un biadi, nati un velorio. Cioè allora là sto morto, buttare dentro là. E arriva uno e gli domanda, gli ha detto, cioè e lo chi? E lo chi è il morto? E lo chi il morto? Voleva vedere come il nome, e lui dice, che? E lo chi il morto? Vieni qua, con l'aria in quel cassone. Quell'ala è il morto. Ben ciapai, No, da mia così, no. Ascolta, stasera devo parlare del cognome Cherini. Cherini? Sì, perché noti che avevo un deputato, è mio per fare propaganda, ma il cognome... Cherini. Ma Cherini, Cherini o Cerini? Ahí che sta. Vatti che si ascolti bene. Origine Cherini.
dovrebbe avere origine dal nome latino Quirinius. Quirinio. Capito? O dal suo derivato medievale Quirino. Quirino. Ah, t'ho visto? Del Stato Veneto nel 1300. Guarda quanti anni c'ho. 700 passati. Ecco. Ed era un che si chiamava Matteo Cherin. Capito? Allora, Cherini è un cognome tipico, ora bene, della provincia di Trieste. Significato, mi dispiace, ma non ho capito niente del significato di Cherini, che ha detto Franco Saccardo. Capito? Del cognome. Del cognome Cherini. Però, importante che Vaggio sapei che non si dice Cerini. Chirini. Non è Cerini, non esiste Cerini. È complicato a pensare, è triste da pensare che abbiamo un deputato qua a Rio Grande do Sul che parla il nome sbagliato. Allora, parlanti italiani, gavarissimo caro che arrivasse fino a Cherini, che il parlasse Cherini, che Cerini non esiste. Capito? Non esiste Cerini. Va bene? Che tu capito? Ecco, parla il nome giusto, che meglio che giusto non esiste. Va bene? Ha gatto visto? Ha gatto ciapada? Ecco, la diffusione. Ecco, adesso nell'Italia che c'è solo 2 famiglie con il cognome Cherini. Guarda, Ticcio, nella città di Trieste, nella regione di Friuli Venezia Giulia, si cata qualche altra famiglia Cherini in Slovenia e Croazia, proprio così. Va bene? Se spiega. Siamo andati giù perché tutti parlano Cerini, se sbaglia. Oh, Mino Gavaria, caro chi ci ha messo il mio nome sbagliato, mi è vero? Giusto. È il cognome, è tutto quel che ti è, perché il primo nome è solo per differenziare che altri. Capito? Nilsson, Edgar, Anderson, ecco. Qualche è il primo nome non conta niente, che vale il cognome. E ancora te è il cognome che è tutto, te parli sbagliato. Sì. Allora non è solo il suo. Tutti i vati che parli il cognome sbagliato, non è drio di quel che è giusto, è come se chiamarlo giusto. Anche a me mi chiama sbagliare il mio nome. E chiama che? Bruttin. No, ma lì è un appellito, allora è differente. Ma, ma il tuo cognome è Balbinot, non è mia Balbinocci. No, tem Balbinocci também. Non tem Balbinocci. Tem os Balbinocci no meio. No, è invenzione. Con 2 T uni. Ma no, 2 T junto atrás non tem. Junto da frente. No, non giunta nada. Stai su. Adesso che sei Stai su che parlo meglio. Non esiste Balbinocci, cara, entendeu? È Balbinot. Grosso, Balbinotti. Proprio così. Ma Marco, ti adesso vieni dentro qua. Un secondo, parlando di Balbinotti, il 18 di giugno avevamo l'incontro dei discendenti di Domenico Balbinotti. Ah, 18 di giugno. Ma agora pergunta, os Balbinotti podem participar? Os Balbinotti, descendente do Domenico, pode. Pode. Também os outros querendo, pode. Aí pode. Pode. Será bem. bem-vindo. Marco, allora, conta-me. All'inizio del programma ti parlare che da música che ha cantata la Gigiota Lagà Bambin e di chi che l'ha inventata. Mi ha mandato una mensagem a Genor Merlo, lá de Medianeira, nostro amigo. Genor! Aí, bicho velho! Eu conheço, Genor. Ha detto che è Eraldo e Araldino. Araldinho, na loro cosita. Eraldo e Araldinho, da dupla de São Paulo. Araldo e Araldinho. Acredito que ele era de São Paulo. No, peraí. Eraldo e Araldinho. Ma peraí, Araldo e Araldinho era de São Paulo? Não era aqui de Santa Catarina, Italiani de lá? Peraí. Bom, não tô convencido. Araldo e Araldinho era de São Paulo ou era daqui de Concórdia, Santa Catarina? Talvez gravaram em São Paulo. Olha, que Araldo e Araldinho, eu acho que era qua de Concórdia, Santa Catarina. O Cassol poderia tirar limpo isso. Sì, o lindo Cassol. Ma che mucata dupla che ha inventato, pelo menos, né? Al manco le lori. Tá bom. Maravilha. É importante que a gente me aiuti. Isso, lui sempre manda, né? Allora Per me, Araldo e Araldinho vanti di essere i fratelli Casagrande di Concordia. Per me, ma non sono sicuro neanche a me. Ma quelli che di Concordia, via là, sa.
Mi betterado lì per Ho visto, intanto da polemica il filò. È buono discutere così da Sì, è buono. Perché Galita pugni no, perché hai i microfoni cari. Che se c'è no il pugni qua. menone Galita, se potremmo intendersi senza mettersi le mani. Proprio così. Hai che piantare una peada a buttarlo. Che tocca andare il dottore perché che porta su la moage. La moage, un martello qua che ha detto, sapete una cosa, il mondo le deve scambiare di una maniera che da adesso avanti, come che visto, bisogna che se ci avemo un trade innanzi, perché i bauchi non ve ne mettono. Sta come Gasto braccio di furbi. Solo i furbi, ma che ne ancora. Ma lui si è piantato in mezzo ai furbi, capito? Ma sì, E che vuole stirare per banda come? Che se ci avemo un trade innanzi, perché furbi, perché dei bauchi, ma che ne ancora, perché due hanno fatto un negozio e uno c'aveva con l'altro, ma c'aveva era bauco. Ma c'aveva feio. È feio. Allora il compare che ma compare, ma te c'aveva, ma che tu mia visto che te c'aveva. Ah, galeta, compare, ti devi dire tutti i pocetti. Ti un negozio, quando che se sai ben un, sta buono. Come va ben un, pronto? Porcaria, e ora l'ultimo, contento se sta c'aveva. Ecco, Va bene, che bellezza. Mi ringrazio a Dilnet, ma no, sì, ringrazio, dopo chiamiamo le sonate, può essere? Ecco, le sonadone là. Finivo con le sonate allora, né? Ma siamo di finire o no? Vero mai? Ti che te sei? Poi, Giuseppe, visto che ti banda là, finimo? Geselo Eloi de Brutin sarà o no? Che? Eloi. Allora, amico, dite prima. Vai la via darghe un altro. No. No, ma che ne un lì, vediamo. Come che ne uno? Te vuoi? Com'è che è? Vamos vedere. Vedete dopo che Accesso internet, tecnologia, No, ma fibra ottica. Josiele, agora sim. Adesso, Io stasera te ora Ditemi che tradò la parabolica, ciapo pieniente. Mandate un saluto a quelli di Amici Plus, ecco che sono i nostri parcerassi, loro rasson per bestie sane e belle, rasson e supplementi Mighi Plus, tu si non sti là, deghe una peada al mulin, il motor 3 dopo per Rio, sì o no? Non si più anni di star là a masenare e far rasson, casa. Comprarla pronta. Compra pronto, acabò, basta. E di qualità anche. La Baspan, stivaletti, ecco, a Baspan, che gai stivai Baspan, che è un prodotto da basso pancote, vatti a vendere prodotti sui di loro là. Già vendevo, non voglio trovare mai, non già vendevo. Ma intanto vamo voltare a vendere, sì o no? Ecco, chiamiamo là, mettiamo là, turma là, mettiamo là i prodotti. Polivalente, o supermercato che tem o conceito de ser o mercado da famiglia di Santa Rosa, e qua a Serafina che abbiamo? Vittoria, proprio, Vodi Carrasca, la vodka che fa? Le meglio caipirinhe! Olha, tem lá ou não? Claro che tem. T'ho visto, não tem... Gin Rocks. Gin Rocks é o Sempre gin. tem. Abriu a porta da geladeira, aqui tem Gin Rocks. Abriu a porta da geladeira lá em cima, Gin Rocks. Pode Carrasca, Gin Rocks e de lá avanti. Rede de postos Buffon. Abastece qua e punto e basta. Domenica mattina, prima volta abasteceste qua. Posto Buffon. Pienio il tanque. Pienio. Per meia ora adesso possiamo andare. No, dati cachetto nel suo branco. Maravilha. Pian alimenta sono parcan, gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Guarda lì, che spettacolo, i nostri patrocinatori. Supermercados Marim de Guaporé, adesso la nostra live culturale. Paludo, moda e estilo. Vestissete qua, fate cliente. Camisa di Paludo. T'ho visto, anche a me. Questa qua non pagata niente, c'è pagata per niente. Qua tua Marco, anche? O no? No, baratissimo. Sì, mi da cobra. Ma mi so perché. Perché? Lei ha faccia delle persone. Oh, buon. Claro, che conforme al cliente. Ma allora che la gente che non compra mai niente perché gli arriva a pagare. Se le fa la faccia. Sentitemi a me, ma calma, un'ora questa che dico, Camilo, dai una camisa. L'era mia. L'era mia, lui non te a idea. Ecco, proprio così. Allora che abbiamo anche Gruppo Pitol, a impresa, produtos, pontos de venda, saiba nas redes sociais. A Pitol tem mudas de nogueiras, que é investimento, mudas de 2 anos, e ha quasi 2 metri di altezza, telepianti, tem 2-3 anni comincia a far su belche frutti, capio? Ecco, sem investimento, dopo le nose che le vendi a loro, che loro trasforma la sua industria in prodotti. Mi avvera che sei così? Prodotti buoni. buoni Che è la garanzia della vendita dei prodotti della nose, vero?
Così adesso maio, giugno, luglio e agosto, senza S, si pianta nogare. E sotto te assi gramado, te metti le pecore. Sì o no? Giusto, perché le magna mia le nose. No, neanche la nogara. Ecco. Le vacche le magna nose. Sì, e vacche magna nose? Ma signor, se ti dico... Raticcio. Le va là che tagliano una per una. E quando le mastica con i denti di sopra o i denti di sopra? Ah, là con mia guarda. Ma i vacche ha le denti in cima o sotto? Una per sopra e una per sotto. In cima anche sotto. A vacca? Anche il boi. Ah, Sì, tutti e due. Sito sicuro? Ma quelle proprio vecchie lo riperde un po'. Sì. Allora là Vanini va a dire differente, perché i nostri qua hanno i denti solo sotto, setto. Sì, magari che sciappa. È serio? Oh Brutin, è serio? Oh, Demo Demo, capito? E vostre vacche, ma è cultura isso? Certo, è cultura. cultura. Tenho certeza che muita gente... Brutin, e tu vacche, gale denti, in cima o sotto? O tutti e due? Ma amico, guarda, mi pare che ne tutti e due le bande. Sotto. E as vacas não têm dentes de cima? Porque não tem mesmo. Allora qua, Ma la casa... mi sono assesto insieme alle bestie, quasi come Gesù Cristo te grippie. A vaca è un ruminante che non tem dentes in cima. Certo, para vocês, não sei se muita gente não sabe, talvez. A vaca, o boi, não tem dentes em cima. E guarda, tem que falar, em cima legal come a sua gengiva, cartilagem. É isso ali. Ah, vá! De trio, sì. Ma davanti no. Ma avanti se vem anche se a vaca ha coa sì o no. Ma guarda, mi sono guardando la testa di una vacca, che una vacca è stata solo gli ossi, la cadente in cima e anche sotto, in fondo. Di vaniso non tem. Neanche vi in fondo che ne mia. Da internet. Ma guarda che di repente... Bom, dopo che finimo il nostro filo qua, demo dopo per il vedere e tiremo all'impoca storia. Ma guarda qua, e di repente le date che metti su. Denti. Non adianta ti voler Non rimediare. adianta rimediare che ti 100 anni sapevi neanche che va che i miei denti E insieme. neanche Marco sapeva mia. Neanche Marco. Marco se te domandi dei zondia. Oh, Marco il sa. Marco il sa, zondia, lui mi ha detto sì di qua chi ga solo i denti via di Dio, vero? Zondia. Ma lui siete pessi. Via di Dio la cuola. Sta slevata a testa di Giovanni. Drio Carrero mi sona Ah, claro. Perché a impresa Pitolo era un struconasso, erano le vacche, te a Pitolo, siamo andati a dire Rio Carrero, fermai le dentature delle vacche, ecco. A ortodontico sta ahí, qualche cosa, no? Ecco. Capito? Já resolve, proprio così. Perché la vacca, quante volte ci appare verde che bocca per dare che do rimedi alle vacche e vedere mia se senza denti o se vede denti. Perché quando che ti che verde la bocca da vacca ti che guardando che tira del rimedio, non si aveva i denti. Ti conforma, acho che... Basta, Ecco. Dir che ne... Va bene, ma mi finisco di ringraziare qua allora gruppo Pitol, che adesso è epoca piantare nogare, Tusi! Vou viver fora. Ringraziamo a Ortodontic, a maior rede de aparelhos dentários do Brasil, com a Amaral. Ringraziamo a JMF Conexões, 100% latão, desde 1994, fabricando soluções com qualidade, segurança e agilidade. Linha automotiva pesada, caminhões, implementos rodoviários, carretas, linha industrial, sistemas pneumáticos para automatização de máquinas, rotomoldagem. Gaveia mais sentiu dir que a parola ali. Rotomoldagem. Também para refrigeração, setor agrícola, tratores, olha ali Anderson, olha ali, pulverizadores, plantadeiras e muito mais, va bem? www.jmfconexões.com.br. Ecco, desenvolvendo peças especiais sob desenho técnico. Mandou o desenho da peça, nós fabricamos. Giusto? Proprio così. Cooperlate! 15 e 17 di giugno, Expo Cooperlate, desenvolvendo-se com você, qua a Serafina Correa. Casa Prima, comércio eletrônico, ecco, dopo mi va là che Anderson finisce lui de parlare. Parla lui. Assieme lui. Trudel, implementos rodoviários, há 8 anos no mercado, ecco, seus idealizadores têm mais de 20 anos,
que são engenheiros que trabalham com uma equipe profissional, com reboque, semi-reboque basculante, graneleiro, carroceria aberta, carga seca, semi-reboque carrega tudo, olha só. E também desenvolvemos o que você mandar pelo seu engenheiro. E fa na prancha, escuta bem, 22 metros de longueza para meter su na usina de asfalto. Chega a matéria-prima e faz o asfalto aí, depois coloca. Maravilha, vero? Hoje em dia, cara... Questa empresa, a Z4 de Veranópolis, também faz pranchas extensivas. www.trudel.com.br, qua de Veranópolis. Un saluto a Tony, un struconasso a te. E Pizzeria Grão de Bico, che marti, l'ora che vendiamo tutti i mangiare del Grão de Bico. Cosita? Ringraziamo a tutti, a Josiel, ecco, che ha fatto la trasmissione. A Franco Saccardo, che ha Franco Saccardo, i vidi, siamo in trio, quel che non ha dato, ma infatti Marco Marsaro che fa tutto il... La planiglia. Il rottero. Tu resta nervoso, vedi, quando che gli dà resta nervoso, Ma non l'ho mai visto nervoso. Vedi che quando che lui le ciucco è contento. Quando le sì, il contrario, che passa, cattivo. Ecco, maraviglia. Ringraziai tutti. E tutti qui che guarda. Che ha compartilhato. E tanti anche che guarda. E frotole, perché non adianta, nanti filole, ma basta, sesto per frotole. Che se mia inserimento di frotole stasera. Va banda della No, ma lui che non allora lui conta lui. Sì, ma una frotoletta. Una frotoletta. Grazie a te. Anche Domenica ti vedi a radio. Guidate sì. Allora domenica sta a Radio di 6, anzi che abbiamo un programma per tutti i cantoni. Tremodò l'antenna di repente. Tremodò. Marco, maravilla. Struconasso. Cosita sì. Maravilla. A tutti quanti un struconasso. E allora? Fin peccache 2 ore e le poche, vero? É pouco. Vamos falar da casa prima? Ou da prima casa? Podemos falar. Vamos falar então? Vamos reforçar então? Vamos reforçar, para quem quiser conhecer. Para quem está assistindo, né? Isso, quem quiser comprar os produtos, entra lá no site para conhecer. Vai que interessa algum produto, pega e compra. A garantia é da entrega, sim ou não? Com certeza absoluta. Brasil inteiro, interior, qualquer cidade do Brasil. Faz entrega. Tendo CEP a gente está entregando. Como se tornou diferente, né? Uma vez para comprar uma peça, meu Deus do céu. E chega rápido. Chega rápido. A entrega é rápida. Tipo assim, quanto tempo? A entrega em São Paulo é 2 dias. No máximo 2 dias? 2, 3 dias está entrega em São Paulo, região ali, Minas Gerais. E é tudo por transportadora? Tudo por transportador. A maioria por transportador. Alguma coisa é correio, mas a maioria é transportador. Interior é entregas semanais, programadas. Então, por exemplo, toda sexta. Comprou na quinta, vai receber na outra sexta. Comprou na segunda, na terça. Pode ser o interiorzão que de repente em 2, 3 dias está recebendo já. Maravilha. É isso aí. Exagerando 8 dias. Exagerando de uma semana para outra, está recebendo. Está recebendo. Isso aí. Então, entra lá no site. Vou passar os 2 sites. Vamos ver. Então é o www.casaprima.com.br. Ok. Esse é o site, vai remeter às plataformas que a gente vende, vai remeter para essas plataformas e vai encontrar nossos produtos nos sites de parceiros. Ou então acessa o novo site que já está no ar, que a empresa vai mudar o nome, mas o novo site já está no ar, com os produtos, compra direta, daí é a compra direta pelo site, que é www.vanzashop.com.br. De Vanzin. E é isso aí. De Vanzin. Vanza de Vanzin. Isso aí. Divanildo, é hora de dir que de um filó. Deixa só eu mandar um abraço pro Piola, que ele está assistindo. Mas sim, César. O Piola, o Darcy, Luiz Piola. Darcy, não, César. Darcy, que leva em esquadra. Darcy, vai o quê? E vou mandar um abraço para minha sogra e para o meu sogro, a Elgide e o José Pan. Opa! Deixar um abração. Truconasso. Ora Piola, scusa, fiz sbagliare il nome qua, ma vale tutto. Vale. Il mega mandava un ritratto che era di lavorare a casa, tanto loro, ma il aveva il cimarron, il vin e i pignoi. Ele é ginete, né, cara? Bicho, velho. Cavallo, a égua sotto il vignale e lui parsora. Per amor di Dio, che storia là che ha fatto successo. E allora, Divanildo, finimo così. Mi sol ringraziarti. Va bene. Di nanti essere ben convidati, essere ancora nanti qua. Né? E nanti restiamo gran contenti. Adesso anche Ivo, nel primo qua, le visto anche a lui. Ivo che ha quante casse In più di 500. Di più di 500 casse. È fare per metà, ma
Ecco. No, ma da che idea quante? segui idea? Che ne tante. Ne tante. Mico mia contà è ave, ma viene che Ma che tante ave. Mica ringrazio altri, ecco, che se venissi Anderson, Di Vanildo, Ivo, che se venissi De Caxias sul con la fumana, con la neblina, La borrana. A Borana. Borrana. Borana. Borrana italiano. Mettido là, Borana. Piola, tá ligado Piola velho. Oh, che tu visto? Borana. Borana a neblina, in italiano. Bom, loro di Caxias chiama come chi vuole loro. Non vedo, va a guardare con la faccia lì. Ecco, aí che sta, Ecco, quando arriva qua a Santa Barbara lì, ciappa burana, fumana, stussiana, cagana, parana, africana, lì si rida. E allora che abbiamo ciapana fumana vieni in qua che per l'amor di Dio, possiamo arrivare? Ma calcula adesso. Adesso come in mente mi dare de volta. Ma mi te dau acqua per ti portare a casa dopo. Sì. Ti che te sei il scioferista. No, E avanti vi dau non altro. No, mi fiolo. Ah, ti che bevi acqua? Anderson. Sì, solo acqua. Va bene, allora non vuol dire. Finimo con cosa? Sì, finiamo con una sola guida ormai. Una basta che sei Una, 10. Allora facciamo una brasiliana ancora. Può essere, come che volevi Solo fare? per finire. Beijinho doce. Solo Che per- beijinho doce. solo per- viene tanta gente che piace di Chi è la te? Non mai cantare quella musica qua. Te tuo programma qua. Stato live. Stasera no. No, te le to live. La cantata delle to live. Ah, ma non mi penso più, non la cantiamo via. No, ma cantiamo. Beijinho doce, sei bellissima. La trucchiamo. No, vai beijinho doce. Allora per finire, Eh. allora cosita. Così, a tutti quanti un strucconasso! Il beijinho doce e ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. E beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Se me abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Coração quem manda quando a gente ama. Se estou junto dela, sem dar um beijinho, coração reclama. E beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Se me abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. E beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Se me abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Coração quem manda quando a gente ama. Se estou junto dela, sem dar um beijinho, coração reclama. E beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Se me abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Segura, gaiteiro.
A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Somos a Buffon. Atuamos no segmento de TRR com a Petrofácil e a Petrogás, no ramo de combustíveis de aviação com a Volare e nos transportes com a Sólida. Somos a primeira empresa do segmento a ter certificação de compliance. Somos feitos para todos, da cidade ao campo, da rodovia ao aeroporto, do produtor à indústria. E você faz parte da nossa história. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Viveiros Pitol, mudas de Nogueira Pecan com assistência técnica pré e pós-plantio. A Pitol de Anta Gorda industrializa inúmeros produtos à base de nozes e in natura. Linha de cosméticos a partir de nozes com qualidades garantindo proteção à sua pele. E tenha sabor e saúde em sua mesa com o óleo de nozes Pitol.